Ah, amici bellini, è veramente qualcosa di folle, proprio senza... Tutti pronti? Marondolo Carmona aiuti tu. Allora, cosa c'è? Oggi che gli vuoi dire? Cioè, oggi la riflessione... subito, non posso dire proprio niente. Maurizio, mamma mia, passata stagione i 50 punti li avevamo fatti, in 19 partite, quest'anno ci abbiamo impegnato 34 giornate, la dice lunga sulla stagione del Napoli. Meglio delle gare a Empoli, ma era difficile fare peggio. Era difficile fare peggio sicuramente, perché la gara che ha fatto dire a Calzona che mancava la voglia di vincere, dove non si è arrivati a tirare in porta, male. Oggi, onesta, grazie mille Maurizio, sempre carinissimo. Oggi c'è stato un momento di stanca nel primo tempo, però lo sentirete dopo posto la reaction, perché dobbiamo parlarne insieme prima. Mi date gli spunti e poi domani c'è l'analisi tattica e vi iscrivete al canale e lasciate pure i like. Tra l'altro in questa live ci sarà un errore, qualcuno me lo scriverà nei commenti dopo, quelli più attenti. Ci sarà un errore, lo scopriremo. Allora, niente, Svilar migliore in campo, penso si possa dire, ha parato cose semplici, ha parato anche cose difficili. Il Napoli ci ha provato in tutti i modi, il Napoli a un certo punto dà la sensazione che arriva e non tira. Anghissà, allora, signori, Anghissà ha fatto una partita buona, ha fatto una partita da 6,5 pieno, con l'errore che non tiri, stai solo tu il pallone, arrivi e tiri dove ha tirato, non lo so. E poi, se andiamo poi a vedere il calcio d'angolo, io penso che Abraham era tutto suo. Non ho capito chi lo mantiene in linea per quei pochi millimetri, però penso che Abraham sia tutto suo Anghissà. Quindi Anghissà come esempio la parte per il tutto, perché è un po' tutto il Napoli, un po' tutta la stagione del Napoli. E quindi male, ovviamente con quel rigore di Guagesi, il tocchettino che si danno questi rigori, gli sfiori si danno, o meglio non si possono togliere, perché il VAR non può decidere l'entità del contrasto e tutte cose, e ci stavano non dando quello là che invece era netto, quindi questo mettiamolo sempre bello evidente, in evidenza. Dopodiché il Napoli ci ha provato in tutti i modi, non si può dire che il Napoli non volesse vincerla questa partita. E poi dobbiamo aggiungere che la sostituzione sul calcio d'angolo, se tu poi, io capisco, tu vuoi aggiungere uno che è stato detto da tutti che è il più forte di testa in assoluto, che la Roma avrebbe buttato qualche palla in avanti e che speri che ti vada bene, togli il piccolino, che Traoré è il piccolino che magari non ti può dare tanto, e allora uno dice in teoria è una sostituzione che io capisco, però Enrico, ecco qua, Calzone, esatto, sto parlando proprio di questo, caro Enrico, deludente nei cambi. Io voglio essere preciso. Capisco l'idea dietro la sostituzione e capisco anche uno che non si deve tenere buono nessuno, nel senso, ma a me che me ne vuoi? Io devo arrivare al risultato, non mi interessa nemmeno mantenere non c'è gerarchia lì, perché Traoré non è neanche un giocatore tuo e quindi lui non gioca, dice c'ha dei problemi così, e quindi lo fai fuori dopo averlo fatto entrare.
tutto quello che volete voi, capisco il tipo di sostituzione, però quando lo fai sul calcio d'angolo c'è sempre il pericolo che chi sta arrivando in corsa, dove si deve andare a mettere, si scompagina un po' tutto quello che è un equilibrio di giocatori caldi che dovrebbero sapere dove si devono mettere, e quindi capita proprio la fatalità. Capita proprio così. Si doveva parlare, prima si poteva parlare di un Napoli maledetto stregato, cioè fa la partita, non segna e arriva il rigore di Dybala, e quindi dramma tremendo. La recuperiamo magicamente con la fortuna della cosa di Oliveira e poi con la caparbietà di Kvara, il Napoli che va, Osi che non sbaglia il rigore. Si doveva raccontare di una storia bellissima all'interno di un campionato disastrato, e ho visto gli spalti, perché gli spalti sono stati tranquilli, no? Non hanno pretendo i fischi a inizio partita, non lo hanno fatto, però quando è arrivato il gol, perché lo stadio risulta triste anche lui, arriva il gol, mercenari, non avete le palle, cacciate le palle, siete solo mercenari. E su siete solo mercenari segna Oliveira. Boh, Chiariello dirà, bisognava contestarli perché quando li contesti segnano, e lì chiudiamo tutto e ce ne andiamo. Ma il calcio è così. Silenzio stampa. Non mi dire, Francesco. Stai scherzando? Il Napoli va in silenzio stampa. E come mai? Perché hanno fatto la conferenza prepartita, che era una conferenza mid-term, che non significa niente mid-term, perché mancano 5 partite, non è che Calzone ne ha fatte 5, conferenza mid-term e poi l'altra partita, ne aveva fatte 8, 9, e quindi non c'ha nemmeno mid-term, c'entra proprio niente. Silenzio stampa, molto interessante. Ma si possono mai fare ogni volta 3 gol per vincere una partita? Il fatto di subire sempre gol è una cosa che Calzona si porterà dietro, come prima sua esperienza di allenatore in prima di una squadra di club si porta dietro che non è riuscito neanche una volta. Abbiamo altre 4 finali per provare a non prendere almeno un gol. Però almeno oggi io sono contento della prestazione in attacco, che altre volte abbiamo visto soddisfacente, ma non siamo precisi, ci manca un po' di qualità nell'ultimo passaggio, qualità nella finalizzazione. Questo ci manca e dobbiamo accettarlo. Ecco perché quando mi parlate dei cambi di Calzona, io vi dico pure, rispetto alle altre partite dove volevo metti le 2 punte, mettiti a 2 a centrocampo, aggiungi un trequartista, tutta una serie di cose logiche che si possono chiedere a un allenatore, oggi proprio mi sembrava logico fare i cambi uomo su uomo, perché il Napoli in campo stava bene, la Roma mi è sembrata stanca, il Napoli arrivava in porta e arrivava a creare. Quindi per me ci sta che mi entra Ngonge al posto di Politano, Traoré al posto di Cajuste, un po' meno, però come cambio uomo su uomo aggiungi un po' di qualità, togli un po' di fisicità. Se Traoré stesse bene potrebbe essere un cambio logico. E anche Raspa al posto di Kvara, la partita doveva essere finita lì, tant'è vero che sentirete in reaction cosa dico. Sentirete. L'uomo che ha mantenuto è stato Di Lorenzo, grazie Renato, quello proprio non l'ho visto, perché quando poi fanno il semiautomatico l'immagine diventa pelato, quindi dici tu, che postica. Comunque era Di Lorenzo e quindi me lo confermi tu. Male. Gli XG penso belli alti per il Napoli, perché abbiamo avuto un sacco di occasioni. Te lo dico al volo, amico mio, vediamo se esce su SofaScore subito. Vediamo un pochino statistic. Napoli 3,62 ovviamente sale l'XG con il rigore, 1,65 per la Roma che sale con l'XG, però schiacciante. 3,56 penso sia Understat, 3,62 porta SofaScore, quasi 4. Sì. Il cambio sul corner ricorda Gattuso in Atalanta-Napoli, non so se non ricordo tutto, non ricordo tutto assolutamente, però questa cosa qua me le ricordo, grandissime polemiche, non si fa mai il cambio sulle cose. E lo dobbiamo dire, se l'abbiamo detto per Gattuso lo dobbiamo dire anche per Calzona. Però ripeto, io lo capisco l'uomo, capisco scegliere Ostigard al posto di Traoré, quello lo capisco. Farlo durante il calcio d'angolo, nel marasma generale, non mi sembra
una scelta ideale. Purtroppo è così. Svillar migliore in campo senza alcun dubbio per me. Ma per giocare Lindstrom cosa deve succedere? Oggi dopo Caius perché Traoré a mezzo servizio? Ottima domanda, che spero che qualcuno... Ah no, silenzio stab, non ce la possono fare. Se è silenzio stab, se non può fare la conferenza, non facciamo le conferenze non possiamo fare nemmeno le conferenze. Che facciamo? Arriviamo a 100 conferenze, non si può fare. Quindi non possiamo farle le domande a Calzona, che meriterebbe anche di essere messo sulla lastra Calzona come Mazzarri e come Garcia, perché Calzona non dovrebbe dare spiegazioni e non deve ricevere domande utili o inutili. Niente, lo sapete qual è il nostro destino. Dobbiamo parlare di Conte per tutto il tempo, anche se mancano 4 finali. Sono finali, se erano finali quando erano 11, sono 4 finali adesso. Oggi è stato il sunto di una stagione sfortunata, al primo errore sempre puniti. Sfortunata sì, Antonio, nella partita specifica sì, ma ci sono stati tanti errori fatti in partenza. Purtroppo, dobbiamo ripeterlo, e lo sapete che per me Juan Jesus ha fatto anche delle partite buone, però ci sono parecchi punti che ha sul groppone Juan Jesus. Juan Jesus, se è il quarto difensore di una squadra che ha dei difensori titolari e quando capita la situazione gli fai fare il quarto difensore, è uno che ha esperienza e che mantiene la situazione quando deve giocare un pochino. Se è titolare inamovibile, Juan Jesus ti dimostrerà i suoi limiti, e purtroppo il calcio è una sentenza e non c'è niente da fare. La partita non si sarebbe sbloccata. Tutta colpa di Juan Jesus, prendiamocela anche con quelli che non segnano prima, perché se segni prima non si arriva proprio a sviluppare quell'azione là. Eppure con l'errore di Juan Jesus l'avevi ribaltata e ci hai messo del tuo ulteriore tra il cambio di Calzona, tra Di Lorenzo che non sale, e credo, e ripeto credo, anche sa che lo guarda proprio, se lo guarda. Quindi è proprio tremendo. Siete pronti per la prima vittoria in carriera di Cannavaro? Stavamo guardando la partita del Bologna con l'Udinese. Guarda, a un certo punto io ho tifato fortemente Bologna, perché non posso accettare che pure Cannavaro abbia un impatto importante, magari fa 5 partite importanti, la prima, la mezza partita, 20 minuti l'ha persi, e questa qua l'ha pareggiato contro un gran Bologna. E seppure Cannavaro va bene e ha un impatto, la cura Cannavaro, vuol dire che abbiamo sbagliato solo noi perché De Rossi è andato benissimo alla Roma, mi piace tantissimo De Rossi sotto tutti i punti di vista. Oggi lo abbiamo sentito parlare, sembrava ai tempi dei panini. I panini. I keep saying panini, but I don't think they understand. Yeah, it's okay. Vabbè. E Tudor l'impatto alla Lazio bene o male lo ha avuto, e se lo ha pure Cannavaro io vado ai matti, perché hai proprio fatto una scelta quando hai sostituito Garcia inspiegabile. E dopo 34 giornate ha finito le batterie anche Lob. Hai ragione, vista anche la loro fisicità mi aspetterei, non te lo aspettare però Giovanni, non fare, non illuderti, e che diamine, finisce le batterie, gioca con le batterie scariche Lobot, non te lo mette Den Donker, non ha proprio non ha nessuna speranza. Clippate questo, Den Donker titolare, Valerio Fuito non capisce niente, non c'è nessuna speranza, perché sono 2 partite che stiamo dicendo Lobot che un pochino anche lui, 2 partite evidenti, poi sono un po' di partite, ma siamo nella logica delle cose, perché nessuno pensi che ce la stiamo prendendo con Lobot che è l'unico che ha mantenuto un livello medio-alto in una stagione disastrosa, è l'unico, ma è umano e qualche passaggio lo deve sbagliare e un po' in affanno deve andare anche lui, assolutamente. Non me lo aspetto Den Donker, me lo aspetto che finché non si infortuna o non ha una squalifica, che penso ci abbia la diffida addosso Lobot. Non ve lo aspettate. Il silenzio stampa da parte dello si sentivano De Rossi, Calzona, era una battuta, anche se comunque siamo... certo, ok Francesco, grazie per avermelo ripetuto, se no non capisco niente.
Sì, me lo raccontava Angioletto che è andato allo stadio. Non pieno, però credo che 40.000 più o meno. Però non è successo quello che qualcuno aveva preteso. Pretendo che quando arriva il gol di Dybala c'è un pochino l'essere stufi, perché si è stufi. Gazzella bella. Qualcuno me l'ero perso, sono stanco. Lo so, RC, amico mio, ti voglio bene anch'io, siamo tutti un po' stanchi. Oggi c'erano due possibilità: diventare virali con una partita persa male, oppure diventare virali con una grande gioia all'interno di una stagione tremenda. Però te la prendi la gioia. Io ho visto gli spalti tutti entusiasti quando poi eravamo sul 2-1 perché vinci in rimonta, ti puoi creare tutta una narrazione anche epica nella partita singola. E invece no, manco quello. E quindi la stanchezza non c'è dubbio. E Gazzella mi dice: non ci pensiamo, arriva Pecchia e aggiusta tutto. Esatto, ci sono i vari carri, salete sul carro, c'è il carro Conte, il carro Pioli, il caro Ragioneria. Che film è? Il caro Ragioneria. E ci sono i vari carri e vediamo quello che succede, perché purtroppo si è creata e lo stiamo vedendo prima ancora che sulla nostra pelle, lo stiamo vedendo sulla pelle dei milanisti, che anche loro sono caduti nel trappolone di solo Conte, non c'è altra soluzione. E quando poi è uscito il nome di Lopetegui un pochino più pressante, sono andati nel panico generale, hanno cominciato le proteste, le petizioni contro Lopetegui. Quando arriva Lopetegui, il milanista si fa piacere anche altre soluzioni, dice: se proprio non vuoi prendere Conte, ma perché non è meglio un Sarri, ma perché non è meglio un Palladino, non è meglio altre situazioni. Quindi questa è l'unica poi soluzione, è, se il Napoli non prende Conte, far uscire un nome che non soddisfa nessuno. Faccio un esempio: Paulo Sousa. Spero che non soddisfi nessuno, non soddisfa me sicuramente, già l'ho fatto il video contro Paulo Sousa tempo addietro. E che poi quando Paulo Sousa ha dato in pasto ai tifosi, che invece non è vero, e arriva un Fonseca per dire, e lo accetti di buon grado rispetto a un Paulo Sousa. È l'unica soluzione che abbiamo, altrimenti deve essere solamente Conte, che è l'unico che ha la forza, il carisma di mantenere la situazione in piedi anche se sbaglia un paio di partite. Chiunque altro, Fonseca, Sarri non ne parliamo proprio, Fonseca, Sarri, Palladini, italiano lo fanno a pezzi. De Zerbi, perché poi si parla di De Zerbi continua a prendere gol a valanga, li fanno a pezzi. Se la società non è forte a mantenere le redini della situazione anche con l'ambiente, si va a 1001 notte e si scivola. Non si può fare peggio di quest'anno. Si può fare peggio di quest'anno. E chi ve l'ha detto? Lo dimostra il Bari, che era a un passo dall'arrivare in Serie A l'anno scorso e adesso è a un passo dalla retrocessione. Si può far peggio, non vi preoccupate proprio. Non sono d'accordo sulla tua versione drammatica sull'allenatore. Fernando, puoi tranquillamente non essere d'accordo. Io ho un quadro molto molto chiaro per quello che riguarda l'ambiente, non è solamente Twix. Poi voi magari da Napoli mi potete dire, chi sta in città mi può dire meglio, però io guardo un po' tutte le trasmissioni, ascolto tutte le telefonate e ho un quadro chiaro da lontano, vedo da lontano, secondo me è così. Ancora 4 patemi, e non finali, ma patemi d'animo, Emanuele? Purtroppo sì, purtroppo è così, e vediamo, perché come mi diceva bene Enzo prima, dobbiamo dare una soddisfazione a Cannavaro con l'Udinese, poi non la vuoi fare la partita con la Lecce e la Fiorentina? Dove stanno le finali? Eccolo qua. Udinese-Napoli, Napoli-Bologna, Fiorentina-Napoli, Napoli-Lecce. Mamma mia. La nostra intelligenza già lo sta massacrando De Zerbi, esatto.
se ADL si presenta con un più, vedi, credo che andremo sempre più in basso. È così che andrà. Servono calciatori con carattere, un difensore centrale, un centrocampista tecnico che sappia fare gol. Esatto, la qualità che sta mancando a centrocampo, sono d'accordissimo. Amico mio, ne abbiamo parlato ampiamente, ma ci arriviamo al discorso dell'allenatore. Parliamo un attimo della partita, perché sennò siamo anche noi colpevoli di questo problema. Se non parliamo delle partite e facciamo finta, sono ancora 4 finali, non vuoi alzarli 4 trofei? Sarò sarcastico fino alla fine. Sono 4 finali da fare. Si parla quando ci sono le finali, si parla delle finali. Le finali si vincono, non si giocano, l'ha detto anche Cannavaro. Quindi non sono proprio autorizzato a parlare del futuro allenatore, delle cose di mercato, così. No, si deve parlare delle finali. Allora, non è una scelta perfetta che sta facendo bene alla Lazio, automaticamente facciamo, sono d'accordissimo Salvatore, ma la scelta Mazzarri all'epoca sono d'accordo al 100% con il tuo messaggio. Non è così, è chiaro, tu chi metti in un ambiente può reagire in maniera diversa, hai dei giocatori diversi, hai una situazione di classifica diversa, aspettative diverse, e quindi sì, anche una situazione di spogliatoio diversa, non è chiaro quello che nella Lazio cosa sta succedendo, e magari un sergente più di ferro funziona da una parte, funziona meno da un'altra, con certi campioni va bene, con giocatori più gregari va meglio. Assolutamente, siamo d'accordissimo. Ciao a tutti, mi sono abbonato anche io. Franco, un abbraccione a te, che bel cane. E a tutti gli abbonati ripeto che mi possono scrivere in privato su Telegram @ValerioFluido, e vi posso aggiungere al gruppo dedicato agli abbonati. Vedi, c'è il benvenutissimo di Fabio Versatile, Toto Truffa 66, molto molto bene. Errori fondamentali più mancanza di sorte totale, annata disastrosa. Senza dubbio questo è un giusto riassunto di una situazione. Vorrei anche non doverlo ripetere, più o meno tutto il quadro che è cominciato e facciamo l'elenco degli errori. Mi sembra che lo abbiamo spiegato abbastanza bene, non c'è bisogno di ripeterci, perché poi magari fa bene ai nuovi che non sanno come la penso, però devo rispettare anche un po' i vecchi. Stavo facendo il binge watching degli ultimi video, che sono stato un po' out of touch per disintossicarmi, e tu mi parti all'improvviso. Sono partito all'improvviso, ma perché? No, era abbastanza previsto, forse sono partito un po' in ritardo. Che dici, oggi Svilare migliore in campo? Sì, grazie. Valentina, sì, secondo me migliore in campo. Mi puoi dire tu cosa ne pensano da te in famiglia là, però sì, Svilar ci ha messo la sua impronta sulla partita, togliendo parecchie problemi a una Roma che onestamente è messa bene in campo, ma ho visto un po' in affanno, ho visto un po' stanca. Armando, fammi leggere. Allora, ciao Vale, mio figlio Lorenzo manda un forza Napoli, un abbraccio a te, un abbraccio a tuo figlio Lorenzo, forza Napoli sempre, e quando si dice sempre deve essere sempre, nonostante le annate, nonostante la situazione, e ogni volta che vi sentite male, io lo so che questa storia è un pochino difficile da accettare e non tutti possono essere d'accordo. Pensate a tavolino 2 anni fa vi dicono devi fare un'annata disastrosa, proprio che non riesci ad andare nemmeno in Conference League, prendi gol da tutte le parti, però l'anno prossimo vince lo scudetto in pompa magna, che fai? Accetti subito e tu firmi, perché il napoletano che non ci crede, che non ci poteva credere nemmeno l'anno scorso, che ci eravamo fatti una convinzione di impossibilità, anche quando ci eravamo andati così vicino, qualcosa sempre succede, tu firmi. Se ti dicono annata disastrosa l'anno dopo, però quest'anno vinci proprio, scassi tu firmi. Questa è l'unica cosa, lo so che è un illogico e un irrazionale, ma il tifoso deve essere pure un po' irrazionale. Tu firmi. Credo che sia, io firmo, poi non dico tu, perché devo ricordarmi che nessuno può rappresentare i tifosi al posto degli altri. Chi confermeresti in difesa per l'anno prossimo? Luigi, è una bella domanda. Mi sono stancato di tutti i difensori, cioè
Oggi abbiamo scoperto pure che però Calzona la penserà, magari la pensa diversamente dal prossimo allenatore. Però con un Mario Rui che si allena tutta la settimana, Olivera torna e mette Olivera. Poi Olivera segna anche, però un po' di qualità manca, va a vuoto un paio di volte così. Mario Rui meglio a livello di qualità, ma a livello difensivo, insomma, per me servono anche i terzini. Di Lorenzo te lo tieni, non voglio l'annata di Di Lorenzo, non può poi determinare se ne deve andare anche lui. Mi tengo Di Lorenzo, vorrei 2 terzini sinistri forti, vorrei un terzino destro che possa far rifiatare Di Lorenzo da contratto, deve poter fare qualche partita e non Mazzocchi che le fa solamente quando muoiono tutti quanti. Rachmani con un sparring partner importante, con un compagno importante, me lo faccio andare bene Rachmani, nonostante anche lui abbia fatto parecchi danni quest'anno, onestamente. E Nathan l'hai appena comprato, come fai a darlo via? Dovrebbe andare in prestito a giocare titolare e questa dovrebbe essere la scelta societaria. Juan Jesus io me lo tengo come ultimo, però deve essere l'ultimo difensore e devono arrivare 2 difensori forti, uno titolarissimo vicino a Rachmani e uno che possa dare fastidio a Rachmani che improvvisamente sta in forma, gioca lui. Questo se, e dico solo se, si resta con la difesa a 4, perché se poi si va con la difesa a 3 ne servono altri 2. Attenzione. La Fiorentina, se vince stasera, ci raggiunge e ha una partita da recuperare. Fuori dalle coppe è un dramma gigante che farà piacere però, Nicola, a molti dell'ambiente Napoli, perché non esiste proprio la Conference League, è una coppetta, è meglio non andarci. Tutto quello che volete voi, 0 ranking, non si fa esperienza, non ti giochi nemmeno una cosa che potresti puntare ad arrivare fino in fondo, male se chiedete a me. Però saranno contenti quelli che esaltano la settimana tipo, poi appena cominciamo la Coppa Italia uscire subito anche dalla Coppa Italia, che fastidio, e facciamo sempre meno partite, facciamo sempre meno conferenze. Volessi vedere come si arriva a 100 conferenze se tu non hai le coppe, se non giochi, se non le fai le partite necessarie per arrivare a 100, ma quando le fate 50 partite l'anno prossimo? Là? Assolutamente. Quindi male. Sì, purtroppo signori, stiamo parlando anche dell'annata specifica, particolarissima, dove continuano ad aumentare le possibilità, tipo 6 squadre in Champions, se l'Atalanta, la Roma l'Europa League, 6 squadre in Champions e il Napoli non va in Champions nemmeno con 6 squadre in Champions, poi la 7ª Europa League, poi la c'è molta confusione e se il Napoli non va nemmeno in Conference, aiutatemi, spariamo dalla circolazione completamente. Sì, ne parliamo, è chiaro, Psycho, ne parliamo della sostituzione, tu non hai capito, io ho capito, l'ho spiegato, voleva quello là che di testa ti dà una mano sui calci piazzati ed è una sostituzione che fatta sul calcio d'angolo contro è un rischio tremendo, enorme, che secondo me non ti devi pigliare. Ecco una cosa che si può dire a un allenatore che ha poca esperienza. Si è detto a Gattuso, allenatore che aveva un po' più di esperienza rispetto a Calzona, no? Non solo in campo, ma anche come allenatore aveva allenato. E si deve dire a Calzona, se tu scegli un allenatore che ha la prima esperienza con una squadra di club, sì, aveva allenato la Slovacchia, abbiamo capito, ma prendere le decisioni nei momenti caldi della partita o di una stagione è tutta un'altra storia, avere il sangue freddo, capire, mantenersi, hai un istinto, lo segui oppure ti fermi un attimo, ti fai consigliare, chiedi, secondo te qua faccio così. Oltre ad aver bruciato completamente un Traoré che chissà come si stava allenando, ma non ci puoi nemmeno contare più, ragazzi. Zielinski almeno 15 giorni, quindi non abbiamo centrocampo. Cominciamo a mettere Lindstrom a centrocampo, vi prego, altrimenti veramente non so come ne usciamo.
anche se ormai non contendete più, però in Coppa ci voglio andare, non mi interessa sia una coppetta per me, lo sono d'accordissimo, amico mio. Mi dispiace per Juan Jesus, io vedo l'impegno per carità, ma il rigore suo è qualcosa di raccapricciante, che era letteralmente girato di spalle, bastava accompagnarlo, sì, bastava accompagnarlo, non devi far partire la gamba, leggermente in ritardo, viene anticipato di quel microcentesimo, veramente sono microcentesimi di secondo, e purtroppo è un errore tecnico che si fa. E lo ha fatto e se ne prende le responsabilità e lo rileviamo, non c'è dubbio. Navajo, vuoi mettere una nazionale e stare a Napoli? Lo so, la differenza è grossa, amico mio. Sia tu, non lo so se lo stai dicendo con un'accezione positiva, cioè nel senso che è bello stare a Napoli rispetto a stare alla nazionale slovacca. Questo dipende poi dal professionista, che tipo di ambizioni ha. Io penso che Calzona a Napoli ci stia benissimo, era emozionato quando è venuto, è un'occasione unica e sta cercando di fare il massimo nelle sue possibilità, ma è comunque limitato e è tanta roba se entra al posto di Mazzarri, ma comunque i suoi limiti ce li sta facendo vedere tutti. E ripeto, anche gli allenatori bravi ad un certo punto devono avere quel di più, e quel di più esiste solo nella comunicazione, essere credibilissimi nel gruppo, essere credibili quando parli con le TV, con le radio, e questo fa la differenza tra quelli che poi diventano allenatori top e allenatori che invece se la girano in altri tipi di ambienti. Probabilmente Calzona non ha questo scatto in avanti che poi fa la differenza. Gli auguriamo il meglio, ma non da noi. Questa partita fatta mi fa sperare per il futuro. Ho visto che abbiamo giocato bene. Domenico, abbiamo giocato bene? Sì, sono d'accordo con te. Mi fa sperare per il futuro? No, nel senso che altre volte abbiamo visto partite decenti del Napoli e poi siamo tornati indietro sui nostri passi e abbiamo fatto male la partita successiva. Quindi sperare per il futuro, un abbraccio a te, un bacio, ti abbraccio idealmente, e che bello l'ottimismo fino alla fine, ma io non spero proprio più niente nel futuro. Quello di cui mi dovete dare atto, io feci l'errore con Mazzarri, perché vi dissi non cambierà tanto, invece cambiò proprio a picco. E quello ve lo ammetto, ma quello di cui mi dovete dare atto è che vi dissi: il Napoli farà questo, saranno exploit momentanei dei giocatori singoli, partite in cui piace, partite in cui siamo disastrosi, partite dove perdiamo male, partite dove vinciamo bene. Questo sarà la fine del campionato, questo vi ho detto, e quindi come comunicatore del calcio mi sento assolutamente a posto con la mia coscienza e non vi ho detto bugie, non vi ho illuso e non vi ho raccontato frottole. Quindi questo è. Poi vi ho aggiunto un'altra riflessione, che nelle ultime partite, le finali, mi è sembrata evidente: è calcio d'agosto, è calcio estivo, è calcio dove a un certo punto sembra pure che ma vi interessa questa partita? Oggi si vedeva che gli interessava, c'era anche un avversario importante, un avversario che sta andando a giocarsela con Leverkusen, un avversario che ti sta davanti, e aumentano le singole motivazioni. Ti devi togliere schiaffi da faccia perché Calzona ha detto in pubblico che non c'era voglia di vincere, e secondo me lo hanno fatto una partita dignitosa. Si parlava di mancanza di dignità, mancanza di orgoglio. Io oggi la partita dignitosa l'ho vista, ho visto tanti errori, ho visto errori evitabili, ho visto che non siamo riusciti a essere concreti là davanti, ho visto un buon portiere avversario, onestamente, e poi ho visto le ingenuità che all'interno di una partita esistono: ingenuità Juan Jesus, ingenuità sul calcio d'angolo, ingenuità Calzona su quel cambio. Calzona dice che Traoré ha una vita. Sì, Micco, me l'hanno detto gli amici Bellini abbonati. Questa è una delle cose che mi mancano, perché io con l'abbonamento di Paramount Plus non ho il prepartita, e nel prepartita ci sono DAZN, Sky, insomma c'è qualcuno delle televisioni italiane che può chiedere una parola a Calzona, e Calzona ha parlato, lo dico perché tu lo sai ma magari gli altri no. Calzona ha detto: Traoré ha un problemino, si porta questo problema, dice che gli dà fastidio una vite dove si è operato.
E noi avevamo delle perplessità per quanto riguarda la malaria, tutti i problemi, che ha giocato pochissimo, e quindi vi dissi non aspettiamoci che Traoré entra e gioca la grandissima finale di stagione inamovibile. No, e tant'è vero che no, è sparito dopo qualche apparizione, sparisce completamente e gioca Kagiasti al posto di Zielinski quando si fa male Zielinski. Calzone ci dice anche che ha una vite che gli dà fastidio all'interno della scelta, quando poi tu a gennaio interverremo sul mercato per recuperare il tempo perduto, ci ha detto De Laurentiis. Sei andato a prendere Traoré con una vite che gli dà fastidio? No. Hai tolto Zielinski dalla Champions perché volevi utilizzare Traoré che ha una vite che gli dà fastidio? No. E non può essere. Hai preso Dendoncker perché l'hai preso per Mazzarri? Questo è quello che ci hanno raccontato. E che significa? Se poi fai fuori anche Mazzarri, devi già preventivare. Non è che è una partita che ti fa far fuori Mazzarri, devi preventivare. Se questa pure la fallisce, io faccio fuori anche Mazzarri. E devi ragionare. Hai preso Dendoncker, hai preso Mazzocchi, Ngong funziona senza dubbio. Però aggiunto questo a quello che non hai fatto d'estate, perché Nathan, Kagiasti e Lindstrom, più quelli che tenevi già e che stanno underperformando, aiutatemi voi, aiutatemi. Elpidio, Lindstrom al posto di Traoré invece di passare alla difesa a 3. No, amico mio, non è così. Cioè, al posto di Traoré tu metti Ossigard perché vuoi il colpitore di testa, perché hai paura che ti fanno una pallata e vuoi il colpitore di testa che ti risolve una cosa. Se tu quando mette Traoré non cambia il 4-3-3 del Napoli, mette Traoré al posto di Cajuste, mezzala per mezzale, non cambia niente. Se tu vuoi mettere poi Lindstrom al posto di Traoré invece di Ossigard, non ha neanche senso farlo, e certamente non lo devi fare nemmeno sul calcio d'angolo, quindi non era nemmeno questa la soluzione. La richiesta, la domanda da fare, ma Lindstrom non può proprio giocare a calcio? È una domanda legittima, però in questo momento penso sia l'ultimo dei pensieri di Calzona, Lindstrom. Non so per quanto riguarda il Napoli, perché è stato fatto un investimento importante, non puoi lasciarlo cadere così. Anche lì l'anno prossimo cosa fai? Lo mandi in prestito, fai un'operazione alla Decatelare, trovi una squadra che ci crede, ci punta e te lo recupera, oppure con l'allenatore che arriverà fai in modo che ci punti e deve essere un punto di forza, da qualche parte lo devi schierare. Falanga, mi ero perso il primo, mi pare. Aspetta, ecco qua, hai ragione. Scusate il che fare, moving to... Oh, congratulations. Moving to a new flat. Si chiamano flat solo a Londra, che risate. Bobby, what's the term for flat? In England it's flat. It's just apartment. Ok, qua si dice appartamento. Vabbè. Posso dire che meritavamo di vincerla. Il rigore dato alla Roma è estremamente generoso. I likes, a proposito dei like, hai ragione Tore, quanti like stiamo? Perché c'è un bel numero di persone. So a new apartment. Pardon. I can't say apartment. Pardon. Congratulations for your new flat. Però l'ho detto all'americano, flat. I like, ragazzi, i like, se sono d'accordo, meritavamo di vincere, il rigore generoso, sono d'accordo 2 volte. Chissà cosa è cambiato da Empoli, un po' meglio. È cambiata la cazziata, secondo me, che Calzona ha fatto in conferenza, il primo allenamento, poi si potrà dire, chi vuole dirlo, secondo me cambia pochissimo. Il ritiro, 2 giorni il ritiro, hanno fatto bene al Napoli. Quante volte si è fatto il ritiro, non è cambiato niente. Quante volte invece sono cambiate le cose senza bisogno del ritiro. Il calcio è bello anche per questo, è difficile dire questa è la cosa da fare e risolvi. Ci sono 1000 esempi contrari. Fai la cosa che ha funzionato in un'altra squadra, per esempio cambiare allenatore, e non funziona da te. Quante volte lo abbiamo visto, e anche all'interno delle stesse situazioni. Cambia un allenatore, non funziona, ne arriva un altro e funziona. La Stampa, Conte ha detto sì, ADL indeciso, ma Giuffrida ha detto no. Io poi vorrei sapere, nelle ultime narrative, rotative,
Cioè, De Laurentiis chiede Conte, il pressing, il corteggiamento così. Conte apre, dice di sì al Napoli, adesso tocca a De Laurentiis. Ma che significa adesso tocca a De Laurentiis? Se De Laurentiis l'ha chiamato non tocca più niente. Chiamata, risposta, sì, è fatta. Non è che poi De Laurentiis devi rispondere un altro, hai detto sì, e mo non lo so però, non mi trovo, non ho la penna, non ho il libretto degli assegni. Che significa? Allora, quelli più positivi e più ottimisti stanno dicendo il Napoli ha preso Mazzarri e poi ha preso Calzona perché già ha il contratto di Conte in mano, e se già il contratto di Conte in mano non funziona il racconto di quello che va in pizzeria e sente a De Laurentiis col telefono così che dice quanto vuoi 10 milioni Antonio mister De Laurentiis che urla mister Antonio mentre sta mangiando la pizza, non gli piace manco la pizza, mentre sta mangiando Antonio sì 8 però 10 sono troppi, però devi venire perché la stagione è fallimentare, quindi l'anno prossimo non possiamo sbagliare, devi venire tu, come hai detto Anghissà Pilastro, va benissimo. Ok, così è andata, e però non mi trovo se l'aveva già preso prima, e se ti ha detto di sì, che stiamo aspettando ancora? Stiamo aspettando la fine della stagione per rispetto di Calzone, ma che se ne ma dove mai il Napoli è stato rispettoso poi delle cose? Hai messo Mazzarri in quella condizione di giocare contro 40 top squadre, tutti scontri diretti senza allenare, hai messo Calzona direttamente sulla panchina contro il Barcellona, dove sta il rispetto, dove sta la concezione, la programmazione? Ragazzi, che risate però, al di là di tutto, no? Si soffre da tifosi, si soffre, però c'è da ridere, cioè fa ridere veramente. Valentino, che ringrazio. La vite? Adesso mi fate immaginare Traoré come Freezer, tutto arrapazzato contro i Trunks. Sarà la magnetite del suolo del Vesuvio. Non lo so, veramente chiedessero, io non ho la possibilità, non ho il numero di Calzona, e cronache di spogliatoio è perché c'aveva il numero di Lombardo che avevano parlato insieme, altrimenti chiederei io stesso. I vocali, non mi devo dimenticare i vocali. Erano abitati a Traoré, però erano usato cacciavite fisse e non Chillastello. E sei svitato Traoré. Intanto auguri e congratulazioni. Svilar. Tutto. Grazie. Poi, passando alla partita, peccato che Calzona si sia dimostrato un po' pavido, ma al di là di oggi, il cambio, sono cambi che abbiamo visto con altri allenatori anche, a volte funzionano, a volte no. È proprio la gestione degli uomini che oggi in particolare si poteva fare diversamente in tutte queste partite, ma proprio in generale. Anche per lui questa era un'occasione persa. Vedremo chi arriverà. Io non ho certezze, non sono pronto a salire sul carro di chi avrà ragione. Chi arriva Gazzella, saliamo sul carro del primo che arriva, ed è pure giusto che sia così. Cagiasti come Zerbin, pronunce improbabili, irripetibili e incommensurabili. Cagiasti, Caiusti. Io mi devo convincere di Ngong, e ogni tanto mi scappa ancora Ngonge con la pronuncia belga, e chiedo scusa. Tra l'altro, nell'ultima intervista di Osi, lui ha ripetuto Osimen, quindi tutti quelli che continuano a dire Osimen in tutta Italia, volendo proprio essere puntigliosi. Buonasera Enzo, scusa, ma la munizione Anghissà è stata tolta? Comunque se davanti la porta non segna? Ottima domanda, caro Enzo. Credo di no, perché il fallo comunque lui lo fa, anche se tu fai fallo a gioco fermo, la munizione dovrebbe stare. Capisco, facciamo la ricostruzione. Fallo su Kvara, l'arbitro fa proseguire il fallo che poi porterà al rigore che tirerà Osi. L'azione prosegue, dopo qualche 5-6 passaggi, fallo di Anghissà che interrompe finalmente l'azione, e anche lì è anche un po' di frustrazione, non penso fosse un fallo da ammonizione, ma arriva l'ammonizione. Credo che l'ammonizione resti, aspetteremo
il referto, ma dovrebbe rimanere, perché non è l'intervento del VAR non va a scompaginare, non va a sconfessare, non va a sconfessare quello che ha visto l'arbitro e dice ok, ti tolgo il rosso e è un giallo, quindi il rosso tolto e diventa il giallo. Credo che la munizione per Anghissà resti, perché comunque tu il fallo l'hai fatto, l'hai valutato come giallo, e al di là del fatto che l'azione doveva essere fermata prima, quel fallo resta. Gennaro, che ne penso della partita? Ne stiamo parlando, amico mio, non posso ritornare indietro a fare l'editoriale da capo. Escono le domande di tutti gli amici e ne capirai di più se ti sei perso l'inizio. Penso che abbiamo giocato bene in conclusione, abbiamo giocato bene, siamo stati un po' spreconi, un po' imprecisi e l'annata va così. La munizione resta, già capitato altre volte. Fallo per poi andare al VAR. Sì, si fa a un certo punto, cioè se tu sei in possesso di palla puoi anche decidere la butto fuori, non voglio nemmeno continuare perché ti costringo ad andare a vedere. E quando una squadra, se sei in possesso e il fallo è contro di te, è anche un'azione bella forte che costringe il VAR a rivedere, sei talmente sicuro che sei in possesso di palla e la butti. Però lì la palla era contesa, un po' a noi, un po' a loro, la vado a recuperare così. È chiaro che probabilmente tu sei portato a fare il fallo per interrompere il più presto possibile, che Napoli non fa il fallo sistematico. Quindi se lo fa in quel momento è perché vuoi interrompere la cosa e sei convinto. Poi la sensazione in campo, da noi, dalla televisione, io avevo visto un clip perché si agganciano un po' i piedi a terra così e poteva essere fuori. Ma poi nel replay si vede benissimo che gli prende proprio il polpaccio con la gamba in estirata e lì in campo si vede subito. Noi abbiamo bisogno dei replay con la TV, però era chiaro ed evidente l'errore. Chiaro ed evidente. Parere personale, Caggiassi ha fatto una partita più che dignitosa, non avrà tutta questa tecnica ma ci mette contrasti e voglia. Mi sembra un'analisi corretta, Giovanni, ha fatto una partita dignitosa, non ha questa grande tecnica perché non ha l'illuminazione del grande centrocampista, ci ha messo voglia, ci ha messo contrasti, si è anche mosso, anche molta mobilità su tutto campo, l'abbiamo visto a un certo punto molto mezzo alla destra a inizio secondo tempo, l'abbiamo visto allargarsi sulle fasce, tutte le fasce, accompagnato e niente male. È certo che ti serve di più, perché ti servono centrocampisti che fanno gol, ti servono centrocampisti che ti fanno l'ultimo passaggio, che ti saltano un po' l'uomo. Se hai già Lobotka che resta un pochino nella sua zona, lo stesso Anghissà che non ha questa grande qualità nella finalizzazione o nell'ultimo passaggio, almeno uno, se sei a centrocampo e 3 ti serve. Caiuste, benissimo come riserva di una... se però ogni tanto gioca quando Anghissà non sta in forma. E nemmeno quello, allora diventa automaticamente un acquisto inutile. Se poi deve andare a far rifiatare qualcuno e nemmeno viene utilizzato, se poi lo utilizzi al posto di quello che ha più qualità, si abbassa il livello e si abbassa la serranda. Osimhen non sa tirare più, non è vero. Osimhen non ha mai avuto nel tiro pulito la sua caratteristica migliore. Osimhen è un animale fisicamente animale, velocissimo, fisicamente forte, salta di testa metri e metri, con i piedi o la prende proprio bene alla grande e fa quei gol tipo con la Roma l'anno scorso, oppure di solito sono sempre tiri un po' ciabattati, eccetera, eccetera. Non è la sua specialità. Certo, per uno che dovrebbe essere valutato 200 milioni come l'anno scorso della Laurentiis, non credo. Però è questo tipo di attaccante qua. La sua forza la dimostra anche non avendo una grandissima tecnica e con la sua fisicità, con la sua imponenza e la sua capacità di mettersi davanti agli avversari riesce anche a palleggiare, a mantenere palloni, quel colpo di petto che fa, che va poi a seguire, ha delle cose come il Calabrone che è inspiegabile, non dovrebbe poter volare ma vola, e Osimhen è un po' il Calabrone del calcio. E vediamo chi ci punterà. Fossi in ADL andrei un po' controcorrente, confermerei Calzone. Emilia, non è un pessimo allenatore, fa errori di inesperienza, ma se vuoi lavorare a carattere, no, non penso proprio che sia
che sia una scelta fattibile, non è mai... Probabilmente se avesse fatto un exploit alla De Rossi se ne poteva parlare, ma non credo proprio che ADL stia pensando di confermare Calzone. Oltretutto Calzone ha un lavoro, dovresti comprartelo dalla federazione slovacca, lo dovresti convincere, magari lui si convincerebbe pure, questo non lo so, però non sono d'accordo, serve roba nuova e serve roba un pochino più potente, con più esperienza secondo me. 535 in like e 3 devi fermarti assolutamente. Hai ragione, Fabio. Fammi sapere se arrivano i like, altrimenti non ascolto manco i vocali, bevo. No, ascolto un vocale tuo, tra l'altro. Buonasera a tutti, ciao Vale. Calzone ha parlato a Sky, ha detto che il cambio di Ostigard per Traoré è stato proprio studiato perché ha visto una Roma stanca e che magari per evitare pallate. Poi abbiamo preso 2 gol su rigore e calcio d'angolo, quindi 2 calci piazzati. Per lui resta una prestazione ottima. Per me invece non esiste proprio questa prestazione ottima. Io ho visto una partita orrenda del Napoli. Non lascia stare gli XG, lascia stare i gol che abbiamo creato. Come diceva un certo Luciano che noi conosciamo vagamente, che nella partita c'è una scatola che va riempita di tante cose. Certo. E io non ho visto proprio niente stasera, anche se comunque può sembrare una partita positiva, ma tendo, Vale. Come hai detto nel finale? Non ho capito. Aspetta, già recuperato. Vale. Partita positiva? Tendo, Vale. Ah, the end. Okay. È la fine. No, è chiaro che è la fine, però no, io non la vedo così dura. Così nera, nel senso, la partita, la stagione di end, senza dubbio, e non vedo margini di grande speranza come qualcun altro dice, questo assolutamente no. Però all'interno di una stagione che è finita, questa finale mi è piaciuta perché l'abbiamo pareggiata e adesso ci sono i supplementari e i rigori, perché ricordate che le finali ci sono i supplementari e i rigori, le ammonizioni non contano. Basta con Spalletti, andiamo avanti. Però allora sì, noi non per fare, non è che Fabio fa il confronto con Spalletti. Fabio dice una cosa che Spalletti ci ha insegnato, cioè nella scatola della partita ci devi mettere tante cose nella comunicazione sua, e nella scatola della partita ci devi mettere anche quello che è mancato oggi: la finalizzazione con cattiveria e precisione, l'attenzione nel difendere e non concedere quel rigore, non concedere, perché il calcio piazzato è sbagliato. Sì, magari l'allenatore si gongola che in quei momenti del calcio piazzato non è tanto colpa sua, perché in quel momento la palla è ferma, loro si mettono dove tu lo hai detto e sta all'attenzione del singolo, quindi l'allenatore si può gongolare, calcio piazzato, quindi non è tanto colpa mia, però all'interno di quella partita, di quella scatola, ci devi mettere anche l'attenzione. È questo che secondo me intendeva Amo the end. Secondo voi ADL fa gestire il tesoretto a Conte? Sarebbe come rubare i diritti dell'universo Cari ad ADL. È un'ottima domanda, perché poi Conte sì, risolve tutto, ma ce la fa a squadra, altrimenti se pensiamo che Conte arriva e fa giocare Nathan titolare, ho dei dubbi. Però nel calcio ci hanno insegnato che tutto è possibile, quindi stiamo lì in attesa. Sarà un'estate molto calda. A me quello che fa innervosire di Gesù è che sempre dopo gli stessi errori si guarda in giro come per dire uè, come abbiamo fatto? No, non credo che sia così. Stai solo tu e l'avversario, non può guardarsi in giro e dire che abbiamo fatto in quel caso. L'ho visto guardarsi intorno sul colpo di testa di Abraham, là sì, però lì onestamente io vedo una Chiesa che stava più vicino ad Abraham e poi lo perde completamente. Non scagioniamo Juan Jesus per la partita nello specifico, è evidente, dai, deve essere riserva, non può essere il titolare. Capiamoci, ti può piacere, ti può non piacere, ma deve essere una buona riserva che ne deve giocare 5 o 6. Non ne parliamo proprio. In Svezia è stato abolito il VAR. Ah, è vero, ho letto questa cosa. Cosa ne pensi di questa decisione? Credi che in Italia in futuro si possa arrivare anche a questa cosa? In caso di sì, passo avanti o passo indietro? Per me passo indietro grave, perché
Ora non lo so cosa ha portato in Svezia a fare ciò, però se il resto del calcio a livello FIFA e a livello UEFA va in quella direzione lì, cioè di utilizzarla la tecnologia, anzi, le polemiche in Spagna le avete seguite, no? Che non c'è la goal line technology e ancora non l'hanno inserita. Io credo che dopo le polemiche, quando succedono alle grandi squadre, tu ci pensi due volte, almeno cerchi di stemperare quelle polemiche lì. Poi non lo so se fa gioco far parlare chiunque e averle le polemiche del giorno dopo. Il calcio va avanti e credo che se hai le possibilità tecnologiche per evitare qualche errore grave, perché la svista è inevitabile, sì. Poi se aggiusti il protocollo un po' meglio, se non fai quelle cose, qua non posso intervenire, qua invece mi ha chiamato però non ha premuto il pulsante. Se non andiamo nei tecnicismi che poi ti consentono di cavartela da una parte o dall'altra a seconda dei casi, e allora per me il VAR è una cosa che deve rimanere, anzi deve essere utilizzato meglio, anzi non scherziamo, perché ci sono molte cose che sono state aggiustate. Ragazzo, tra l'altro ci devo lavorare, però sono emozionatissimo e non vedo l'ora di lavorarci, lo saprete tutto. Ho sempre preoccupazione per l'ambiente Napoli, è congenita in questa società la spaccatura con i giocatori e conseguenze demotivazione. In futuro va risolto questo. Sì, vedi, tu vai oltre alla partita, Francesco, non è la prima volta che succede. Io l'ho sempre letta, hai capito? Se non hai poi l'attaccamento, perché come comincia con Ancelotti e quando il Napoli è secondo fisso, però non ha mai la possibilità di lavorare per il primo posto, e quindi comunque te ne scendi un pochino, fai e non fai, e l'anno successivo poi si sgretola un po' tutto. E come si risolve questo? Con la figura societaria, che probabilmente di grande spessore, che sa quando intervenire con l'ambiente, con le parole giuste, sa quando nel chiuso degli spogliatoi deve dire delle cose ai giocatori, quelli là chiave, sa quando deve star zitto, sa quando deve far parlare le persone giuste, e quindi figure che sono importanti e che De Laurentiis non ha mai voluto avere. Regola nuova del fuorigioco, lo spettacolo ci guadagna, cioè tu dici la luce, cioè si deve vedere la luce, se sono attaccati e non c'è luce tra uno e l'altro, così. Lo spettacolo ci guadagna, attenzione però, nel senso che c'è la possibilità che si facciano più gol, che quindi gli attaccanti possano prendersi quel vantaggio, il minimo vantaggio. Osimhen fa 50 gol con la nuova regola del fuorigioco. No, c'è la possibilità anche che fai di meno il fuorigioco e che le difese si abbassino, perché se non hai nemmeno più quella cosa del millimetro e serve la luce, vuol dire che tu può essere pure che qualche squadra farà meno il fuorigioco, si abbassano e ti aspettano, e quindi meno profondità e meno spettacolo. Quindi attenzione, le polemiche ci saranno lo stesso, perché o la fai sul millimetro di piede e piede, o la fai sul millimetro di luce o non luce. Sempre di millimetro si parlerà quando ci sarà poi il semiautomatico che ti fa vedere le immagini. Però attenzione, dipende dalla cultura delle squadre che ti vengono ad affrontare. Qualcuna potrebbe decidere di non fare più il fuorigioco rischioso alto, ti aspettano di più e lo spettacolo potrebbe anche non migliorare. Questo dicevo con Raffaele, esattamente. Ngonghe, come l'hai visto? Secondo me potrebbe essere un buon punto di partenza per l'anno prossimo. L'ho sempre visto fresco e propositivo e più continuo dei vari nuovi di quest'anno. Sì, Valentina, devo vedere però Ngonghe giocarne 4 o 5 dall'inizio. Se Ngonghe ne gioca 4 o 5 dall'inizio e ci convince sempre, bene, e parliamo di un potenziale titolare. Il grandissimo cortocircuito qua è che il migliore acquisto del Napoli è effettivamente nella zona di campo del giocatore inamovibile che ha avuto il rinnovo quest'anno, ed è un giocatore del procuratore che conosciamo e che è il giocatore più pagato della rosa, no? Della storia della rosa del Napoli l'anno prossimo, perché se se ne va Osimhen, Politano è il più pagato. Poi ovviamente si parla del rinnovo che vogliono proporre a Kvara, va benissimo, però se tu hai preso un gol
sono d'accordo, ti dà l'impressione di essere proprio, se vedrai, lo dico proprio nella reaction, che appena entra subito è pimpante, piglia la palla, meno ghirigori, è molto più diretto, ragiona più da punta che da ala. Bene, piace, non nego che piace, però proprio nella zona in cui c'hai il più pagato della rosa, che comincia a essere un senatore, che sta da tanto tempo così, che deve essere rispettato, non sia mai amarò, e deve cominciare sempre lui le partite perché ti fa pure la fase difensiva, e anche qui non capisco dove il Napoli vuole andare. I ghirigori, esatto. I like, lasciate il like, cliccate sul like, clic. De Zerbi non rimarrà mai al Brighton, sono in caduta libera, è vero. Stavo controllando, mi pare una sconfitta, un pareggio, una sconfitta, un pareggio, due pareggi, due sconfitte. È andato in negativo per quanto riguarda la differenza reti, il che penso che sia un dato che in Inghilterra conta, cioè prende un sacco di, quando prende gol, prende le imbarcate, e se comincia a prendere gol e poi dopo tu va bene che insisti con il tuo gioco, la tua filosofia e costringi i giocatori a fare delle cose. Non l'ho seguita, ho visto giusto gli highlights delle ultime partite. Si vede col Manchester City che fanno pure quella bella costruzione dal basso con i passaggi di prima che ti esalta, come facevamo noi con Sarri, però poi noi eravamo concreti, ed era anche un altro calcio dove non ti sapevano ancora venire a prendere uomo su uomo così forti in avanti, e quindi con Sarri tutto bene, però a un certo punto devi trovare anche quegli accorgimenti per non prendere imbarcate, che prendere imbarcate con Manchester City, io credo che nessuno ti dice niente, caro De Zerbi, però l'ha presa anche col Bournemouth e lì diventa tosta. L'anno prossimo ci vuole un difensore centrale con piede buono. Sì, ci serve un difensore che fa un po' di campo, palla a piede, momenti di difficoltà con la costruzione. Vedi Kim? Sì. Sei d'accordo? Sì, Carlo. È quello che facevo vedere più spesso nelle mie, non ce l'ho a portata di mano, ma che la statistica più importante di Kim erano i passaggi riusciti, una percentuale di passaggi riusciti superiore anche a quella di Lobotka. Numero di passaggi e passaggi riusciti. Quindi quello che si è sottovalutato di Kim, oltre alla sua forza nei recuperi, forza di testa, veloce, preciso, pulito, pochi falli, era la sua capacità da lì fare passaggi filtranti, saltando il centrocampo anche raso terra, cioè teneva una visione che hanno pochi difensori. E lì hai capito chi ti serve. Qua mi stai descrivendo il Calafiori di quest'anno, per capirci. Quindi sì, gol Fiorentina, ecco qua. Beh, noi possiamo mai fare il tifo per le altre? Atalanta tranquillamente 2-0, come sì, Pasalic e Lucco. A Fiorentina Sottil. Farei di più una valutazione sulla titolarità di Anghissà, servono due mezziali forti. Sono d'accordo, Ludovico, sono d'accordo. Anghissà per me oggi ha giocato bene, pensate un po', rispetto ad altre partite l'ho visto andare abbastanza tosto su parecchi palloni, seconde palle, provarci, alcune le ha perse, alcuni duelli li ha persi, però poi non mi è piaciuto nell'ultima decisione, però l'ho visto all'interno della partita. Purtroppo non basta, serve qualcosa in più, ti devi... Ecco, è un altro che nel suo prime benissimo, ma quando prende la stagione a corrente alternata, batte Calzini e insomma un pochino balneare, se anche sa fa la stagione balneare, serve qualcosa di più di Cagiasti per sostituirlo e per metterlo nel pericolo della non titolarità. Contento se tornasse Kim, mi sembra una butade, perché poi Kim adesso prende lo stipendio che prende, cioè non si torna indietro. Kim accetta di venire quello stava andando al Rennes, che una cosa come al Rennes più piccolo del Napoli in Francia, senza dubbio. Stava andando al Rennes, il Napoli per convincerlo dice no, ci serve perché Koulibaly
mettono la clausola e sanno, che De Laurentiis l'ha ripetuto più volte, lo sapevamo già che sarebbe andato via, dovevamo solamente capire quale squadra gli interessava di più e poi alla fine la spuntata del Bayern. Lo sapevano già, quindi tu già dovevi, quando compri Kim e gli metti la clausola, devi dire a Giunto, che c'è ancora Giunto, qual è l'altro? Qual è quello là dell'anno prossimo? Subito va comprato su opzionato, spendiamo 1 milioncino e glielo dai così a fondo perduto, subito lo devi fare. Tornare Kim? Sì, mi piacerebbe. Adesso tutti che dicono sta facendo una stagione disastrosa, può essere pure che sta facendo la stagione disastrosa e non torna più ai suoi livelli che ci ha fatto vedere con Napoli. Può essere anche che gli allenatori ti fanno rendere in un certo modo. Può essere che l'italiano è meglio del tedesco per lui. Può essere che Spalletti è meglio di Tuchel. Può essere che, insomma, esistono delle situazioni. Torna a Napoli, ma torna con Spalletti? Torna con Rachmani di 2 anni fa? Potrebbe anche non funzionare e potrebbe anche non volertelo dare il Bayern, perché il Bayern è una squadra grossa che ha De Ligt e Upamecano e comunque si va a comprare Kim e si va a comprare anche Dyer. Vuol dire che può essere pure che se lo vogliono, è un anno, non è che un anno e lo bocci, può essere pure che te lo tieni in panchina, aspetti, lo fai crescere, quello sta nel prime, non è vecchio Kim, quindi così. Non sarebbe utopia, secondo me è utopia, perché le ultime dichiarazioni di De Laurentiis nei confronti di Sarri è un fallito. Ha detto è un perdente, mi pare. È un perdente perché si è dimesso. Quindi non la vedo proprio possibile, non si sono lasciati bene. De Laurentiis ultimamente torna anche sui suoi passi, se parliamo di Mazzarri, se parliamo di Calzona, se parliamo di Sinatti, qualcuno torna sui suoi passi, ma l'ultima cosa che ha detto su Sarri è un perdente. Direi che non mi sembra il caso di affidare la squadra a un perdente. E Dyer, esatto. Può essere che in mezzo a Müller, Kimmich, Neuer ti senti meno protagonista? Anche questo, magari lui subito arriva in punta di piedi, si rende conto di essere più forte. Tu ti esalti pure, no? Avete giocato a pallone ogni tanto, se ti rendi conto per una minima parte che sei il più forte, vuoi anche mantenere quel livello con i tuoi compagni e quindi ti impegni al massimo. Ci sono 2 possibilità: o sei presuntuoso e quindi sei il più forte ma la presunzione ti fa sbagliare, oppure con la mentalità di Kim, da soldato di alto livello, ti impegni al massimo perché i ragazzi si aspettano il massimo da te e non puoi mai deluderli. A me è capitato di sentirmi, sai, tra quelli là qua, gli americani non sono bravissimi a calcio, e mi è capitato di sentirmi un pochino più forte degli altri. A quel punto tu cerchi di mantenere, perché loro dicono oh l'italiano, gioca bene, e dai pure qualcosa in più. Lì c'è il rischio però, perché se dai qualcosa in più e fai il passo più lungo della gamba e comincio a fare i doppi passi, ti incarti e cadi. Poi capita il momento in cui fai il gol alla Gagliardo e ti prendi delle soddisfazioni. I sorrisetti in tribuna, è vero, li ho notati, Antonio, dai che non ci andiamo. È vero, ho visto vari sorrisetti, sì, li ho visti. Vincenzo, Gosens, Cop Miners e Buongiorno similari, invece continuiamo a prendere mezze ali e trequartisti. Sì, ma al di là delle mezze ali e trequartisti, chi stiamo pigliando? Va bene prendere mezze ali e trequartisti, a parte che prendere trequartisti significa che devi giocarci con trequartisti, quindi lì c'è il cortocircuito del mercato del Napoli, che continua a sembrare un mercato fatto di occasioni, cioè un rapporto con quel procuratore, ci parlo per un qualcosa che e poi mi trovo, c'hai l'occasione così, mi sembra un buon affare, a 0, poi nel caso lo riscattiamo e prendo. Quindi sembra un po' questo. Però mi piace che dici similari, perché tu in tutte le formazioni dell'anno prossimo mettono Buongiorno nel Milan, Buongiorno nel Napoli, Buongiorno, tutto quanto su Buongiorno, perché Buongiorno è il nome con Scalvini che conosciamo solo a Kiel, ma ci saranno difensori forti che non sono Scalvini, Buongiorno e Calafiori, ci saranno altri difensori, non so chi mi stava scrivendo di Beukema, ci sono, lo stesso Lukumi che va benissimo, ma perché mo abbiamo freschi
in mente i giocatori del Bologna, ma ci saranno giocatori che non devono venire però dal Brasile, i ragazzi venuti dal Brasile, gran film, questo è proprio il Napoli, i ragazzi venuti dal Brasile. Gosens si è un po' perso per strada, a me faceva impazzire, perché poi ti serve quel quel lo stantuffo che va avanti. E Cop Miners idem, ci dovevi arrivare prima, l'Atalanta ci è arrivato, l'ha pagato poco e ti sei preso un giocatore totale, completo, che segna, che difende, che lo puoi mettere trequartista, lo puoi mettere in mezzala, lo puoi mettere davanti alla difesa, un giocatore clamoroso Cop Miners, e ci piaceva quando lo affrontavamo noi nelle coppe, e non si è andato a e mo è fuori controllo, perché se Cop Miners può andare in una squadra di altissimo livello dove va a prendere il doppio dello stipendio che gli può offrire il Napoli. La Roma non ha fatto niente, 2 gol sul palle inattive, è vero, e quindi aumentano i rimpianti, amico mio, aumentano i rimpianti, perché era una Roma effettivamente stanca, è una Roma che non dico che stava pensando già alla partita prossima, però inconsciamente con tutti questi impegni ravvicinati qualcosina la perdi per strada, le coppe, uscire dalle coppe siamo usciti dalle coppe, loro hanno avuto la settimana impossibile col recupero, le trasferte eccetera eccetera, 2-2, noi con tutta la settimana tipo alla grande, e non siamo riusciti a battere la Roma stanca. Vi rendete conto che non sempre uscire dalle coppe ti risolve i problemi? Anzi, ti dà quella sicurezza, ti fa giocare anche gli altri giocatori, nessuno si sente, hanno sempre la speranza di essere protagonisti, capita l'infortunio in più e quindi si libera un posto per te per giocare, si crea quell'union, il trade union. Locumi non mi piace. Chiarello, durante la settimana Juan, Osi e Anghissà hanno parlato con Calzone per togliere il ritiro senza il permesso del GDL, che era favorevole. Il capo e Juan sono finiti alle mani. Pensano poco. Vabbè, signori, ma che c'hai le cimici? Non è questione di avere le cimici. Certe cose escono perché tu ti devi spiegare qualcosa. Il tifoso ha bisogno di una spiegazione, si deve spiegare qualcosa ed escono i rumor. Poi se il rumor passa di barbiere in barbiere, di bar in bar, da bar a barbiere, cambiano e aumentano. Però se il procuratore che ha Politano, Mario Rui, Di Lorenzo eccetera eccetera, notate che quando noi tifosi che non teniamo niente da vedere non dobbiamo mantenere i rapporti con nessuno, se quello dice una cosa non mi fa piacere che stai dicendo questo, perché ti metti sempre in bocca. I giornali, le radio, le cose lo chiamano in continuazione, questo rilascia interviste in continuazione. Secondo voi non vengono da lì questi rumors e queste cose? Per forza, tant'è vero che non arriverà mai una parola di condanna ferma e precisa contro il procuratore, perché tu devi mantenere il rapporto, ogni tanto ti dà qualche ogni tanto ti dà qualche dritta, ecco, la freccia è dritta, ogni tanto ti dà qualche dritta, ti dà qualche pettegolezzo, così, che sia vero o no io non lo so, ma che sia tutto in pace e in tranquillità lo spogliatoio del Napoli, direi proprio di no. E ce l'aveva detto Giuffrida. Allora, meravigliosa l'immagine di ADL che si copre gli occhi. Sì, l'ho vista anche quello. Sfizioso. Ha anche aggiunto che Osimhen non sapeva nulla e li ha solo accompagnati e ha chiesto scusa alla squadra. A me sembra assurdo che si sa che ieri ce l'abbia con JJ, anche se fake news. L'avete seguito? L'avete seguito in questa settimana e io mi sono sentito di rispondere, perché abbiamo poche chance di non perdere anche quello che di buono i giocatori ci riconoscono, cioè di un tifo affezionato, di un tifo che ti porta in alto quando tu fai il tuo dovere. Oggi, per esempio, con la partita che aveva fatto il Napoli, di grande voglia, di grandi tentativi, con Svilar migliori in campo, il pubblico doveva applaudire, doveva capire che è stato un momento
l'errore di Juan Jesus, vai sotto di un gol, dovevi applaudire, e invece è partito Mercenari, il coro dei mercenari. Rischiamo, è un rischio. Io capisco ovviamente gli sfoghi, capisco che il tifoso ci sta male e che spesso i giocatori ci stanno male al momento e poi vanno avanti con la loro vita e vanno al Comic Con. Me ne rendo conto che noi ci siamo male seriamente, però la richiesta dei grandi di fischiarli prima della partita, si va veramente a 1001 notte e si rischia di bruciare tutto, e si rischia che poi dopo la società forte non ce l'hai, i nomi importanti che tu ti vuoi accompagnare non ce li hai, la possibilità di vincere non ce li hai, e la difesa da parte del sistema, la società forte che debiti o non debiti ti proteggono sempre, non ce li hai, non hai neanche i tifosi che ti proteggono. Fatemi capire chi, se ha un'altra occasione, viene a Napoli invece di andare da qualche altra parte. Si rischia alla grande. Poi se non hai altre occasioni, o se ti piace la città, o se ti piace il mandolino o la pizza, vieni con qualcuno, verrà sempre. Però non lo so se verranno quei giocatori che fanno la differenza, o gli allenatori che fanno la differenza. Quindi fake news, non fake news, questa chiamata alle armi della protesta e della cosa, con la pretesa di essere il capo ultra, non mi è piaciuta assolutamente. Quindi mi sono sentito di rispondere pubblicamente. Credo che mi abbia anche risposto negli editoriali successivi, facendo un po' di marcia indietro, un po' di capriole e un po' anche di conferma di quello che aveva detto con altre parole, perché poi il giornalista questo deve avere la possibilità di intortarti con un altro tipo di dialettica. Per me lascia il tempo che trova. Se il Napoli fa il Napoli come società seria, tutto l'abbaiare intorno conta poco, conta di meno. Se il Napoli non fa la società seria, non fa la società forte, l'abbaiare disturba, e nel disturbo, nel caos generale, secondo me non ci andiamo a guadagnare noi. Questa è la mia chiosa per quanto riguarda Virgilio. Finalmente visti competitivi. Tu ti riferisci alla partita, penso nello specifico. Competitivi, immagino che tu intendi anche combattivi, nel senso che te la sei giocata fino alla fine, hai giocato meglio della Roma, hai costruito più della Roma. Ricordiamo che Virgilio viene dalla Germania, lui si giustifica sempre che non è un grande italiano, ma io ti capisco, perché poi anche io sto all'estero e quindi le parole ogni tanto volano. Tu stai da molto più tempo in Germania. E quindi sì, io sono d'accordo, la partita presa in assoluto mi ha soddisfatto. Sarà comunque complicato fare le pagelle domani, perché la partita mi ha soddisfatto, il risultato no, perché ancora un pareggio con una che ti sta avanti mentre l'Atalanta vince, la Lazio vince, adesso sta vincendo la Fiorentina. Adios, cioè purtroppo poi è inutile che guardate indietro e dite bastava fare, non perdere, non pareggiare con il Cagliari così, quella partita con un risultato diverso ti portava a fare tutto il resto delle partite successive in maniera diversa, con più convinzione, con più presunzione, già due possibilità che ti portano a outcome completamente diversi. Quindi non si può tornare indietro. L'unica cosa di cui il tifoso si può rimpiangere oppure si può dannare è solo l'ultima partita, è l'unica cosa che puoi fare. Già quando diventano due partite non è più possibile, non è più logico, perché due partite fa cambia il risultato nella logica del tifoso. Se avessimo, e ti cambia ovviamente tutto, a butterfly effect, ti cambia tutto quello che succede dopo. Quindi purtroppo se no, ma voi lo capite che se il calcio va avanti, se noi rimaniamo sul sé non ci riusciamo a uscirne. Ho notato, grazie mille Virgilio, ho notato che nel pressing e nei contrasti fisici siamo stati forti. Una volta perso il pallone, però i giocatori non sono in grado di dare qualità. Anche Lobotka oggi è terribile in quel senso. Sì, caro Pasta e Ceci, proprio perché la qualità che manca quando non hai Zielinski e devi metterci i Cagiasti, e non hai nemmeno la qualità che Mario Rui ha rispetto a un Olivera, una squadra decisamente combattiva oggi che l'ha voluta fare la partita. Però ti è mancato la conduzione palla bella ariosa, è stato un pochino
pochino più macchinoso il modo in cui il Napoli è arrivato, con qualche lancio, con qualche svilgolata di Ndicà, dove Osimhen ha fatto una partita importante, oltre a fare il puntero è venuto anche incontro, ha fatto anche molta assistenza. Poi però Osimhen fa l'assistenza, o non ci arrivano proprio le mezze ali, che è troppo veloce Osimhen e nessuno riesce ad arrivare, o quando ci arriva Politano, ci è arrivato una volta a cavare, una volta Politano, non siamo riusciti ad impattare, purtroppo. La Gillette, Massimo, come Serbin, Caggiasti come Serbin, tu non lo so, se tu quando arrivi sei indietro con il tempo e quindi continui a scrivere lo stesso messaggio in attesa che io ti risponda, ma io ti ho già risposto e te lo sei perso. Capita spesso. Calzona continua a non osare nei cambi. Esatto, Andrea, ma l'ho spiegato il perché. Il cambio di Tare, infortunio. No, qua infortunio. Aspetta, mi sono perso. Ah, eccoti qua. Davide, ho visto un bel Napoli, in parte peccato per la poca precisione. Per l'allenatore mi affascina Conte, ma mi spaventa, e capisco l'idea che ti affascina, perché si è creata pure tutta la narrazione del comandante senza macchie e senza paura, e quindi affascina. Capisco lo spaventare, perché è un uomo che si porta dietro una serie di possibili problematiche, per quello che ti chiede sul mercato, per quello che ti chiede di ingaggio e per quello che chiede ai calciatori, e per il fatto che poi si lamenta anche se gli fai il possibile, e poi quando vince è merito suo e quando si perde non è colpa sua. Questa è la storia di Conte a livello comunicativo. Poi, se andiamo nello specifico di come fa giocare i giocatori, attenzione, ci togliamo il cappello, lo studiamo, ascoltiamo quelli che sono stati allenati da lui, e dice: noi sapevamo in ogni zona del campo dove c'era il pallone cosa dovevamo fare. Addirittura se uno ha la mano in un certo modo e sta per fare il passaggio, tu già sai che devi fare il contromovimento. La famosa attenzione maniacale ai dettagli che dicono per tutti gli allenatori: ma Zarri è maniacale, balle. Conte è veramente maniacale nei dettagli, ed ecco perché dopo il ciclo di Conte bisogna rinfrescare, perché molti giocatori sono esausti, lo odiano nel momento in cui devono lavorare. Qualcuno ne fa grande profitto ed esplode, altri potrebbero non reggere. Immagino un Lindstrom sotto Conte lo perdiamo proprio, però quello è il fascino. Così lo spavento è logico, perché potrebbe portarti una serie di problemi che abbiamo affrontato senza dubbio. Ma non ti devi, ma che, perdonami Massimo, l'ho detto per capire se è proprio così. Perché Meret non è salito sull'ultimo corner? Perché non lo fa mai. Ah, tu dici salito, guarda, ci avevo pensato anche io. 2-2 deve salire anche Meret. Tra l'altro Hulk mi sto guardando Higuita, però me lo sto guardando tardi la sera quando vado a dormire, e quindi ancora non l'ho finita, arrivo a metà e mi addormento così. Però mi sto guardando questa storia del portiere, che insomma aveva tutta una serie di un portiere stranissimo, che aveva un'influenza pazzesca, che tirava i calci di punizione, mandava avanti il pallone, lo rincorreva, triangoli, andava a tirare. Insomma, il portiere atipico, famoso per quello scorpione, dove però penso che il pallone, il gioco fosse fermo. Ecco, Higuita sarebbe andato probabilmente ad andare a saltare di testa, come è andato Provedel e come capita a tutti i portieri quando è l'ultima azione e non hai più niente da perdere, specialmente nelle finali. Non è colpa mia, è che il calcio è così. Se è una finale il portiere sale, che importanza ha, no? E secondo me anche io ho detto la stessa cosa in reaction: perché non sale Meret? Poi alla telecronaca dici sarà probabilmente un altro minuto, quindi se c'è un altro minuto e non è solamente battere il calcio d'angolo e poi è finita, lo capisco, perché se c'è un altro minuto magari la palla non arriva a te, questi rilanciano il pallone, prendi il 3-2 in casa per colpa tua, Meret è già sulla graticola, che non se lo va a prendere questa responsabilità. Però sono d'accordo, cioè 2-2, 3-2 alla nostra classifica non cambia niente, ma se vai a fare tu il 3-2
diventi l'eroe del momento e ti perdonano tutta una serie di cose. Quindi per me doveva salire almeno a provarci. Oltretutto scopriamo dopo la battuta del calcio d'angolo che l'arbitro fischia immediatamente, quindi era l'ultimissima azione. Là deve essere una questione di comunicazione. Di Lorenzo, capitano o chi altro chiede all'arbitro, è l'ultima azione, fischi subito dopo, benissimo, dai un allucco a Meret, vieni, tanto non rischiamo di prendere il 3-2, abbiamo una possibilità, fare densità, un uomo in più, vai di testa e possiamo solamente rischiare di farlo, non rischiamo di prenderlo. Sono i dettagli, la cura maniacale dei dettagli. Guido Gentili. Come sei elegante. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Col tuo permesso vorrei salutare tutti gli antennisti. Antennisti. E bisogna avere sempre una buona ricezione nella vita. È vero, nella vita come nello sport. Immagino che tu voglia parlare del fatto che sono contento che i Lakers hanno strappato una vittoria su Denver e perderanno 4-1. È una finale? No, è un ottavo di finale. È ottavo di finale. Vabbè. Ho il fatto che il maestro De Zerbi continua a affascinare soprattutto colleghi che urlano molto. Credo che sia il 72esimo gol stagionale del Brighton, stagionale. In campionato dovrebbero essere 57. Ah, quelli presi, perché io stavo facendo il confronto che la differenza adesso è in negativo, sta penso a meno 5 in campionato. In campionato, nella stagione ne ha fatti 72 e ne ha subiti 72. Ma ti vedo scettico, non vuoi parlare nemmeno di questo. No, per me io sono aperto a qualunque condizione. Senti, col tuo permesso, ma solo col tuo permesso, io, perché immagino vogliate parlare della partita di oggi, vorrei fare un cortese invito al presidente Aurelio De Laurentiis, perché è stata una settimana difficile, non la sola, ce ne saranno altre difficili. Come ricorderanno le amiche belline, gli amici bellini e soprattutto l'ottimo e instancabile padrone di casa, noi in maniera molto educata e serena abbiamo invitato il presidente sul tuo canale. Tra l'altro mi sono preso un rimprovero da Valerio, presidente, perché ho cominciato a fare tutta una serie di regali, no? Di idee, di soluzioni, di cose carine che si potrebbero realizzare in maniera assolutamente economica e sostenibile. Io non so se ha mai visto quel video, se l'invito gli sia arrivato, se ha ritenuto non opportuno insomma partecipare. Tra l'altro noi volevamo coinvolgere altre professionalità come il mio amico architetto, non per togliere il lavoro all'architetto Zavanella, chiaramente. O non ha avuto tempo. L'invito credo che sia ancora aperto, perché tu non mi hai mai detto che questo invito è scaduto, però non è neanche giusto che insomma invecchiamo col dubbio che questo invito rimane. Allora io vorrei fare un nuovo invito in maniera educata e serena il presidente Aurelio De Laurentiis al 1 giugno a collegarsi sul suo canale YouTube, quello della Società Sportiva Calcio Napoli, in diretta anche con un canale registrato, con un video registrato, e indicare quelli che sono gli obiettivi societari, quelle che sono le strategie per realizzare questi obiettivi societari e quelle che sono poi le risorse economiche, finanziarie, professionali, umane per realizzare questi obiettivi, che sono suoi e sono del tutto legittimi, in un arco temporale. Avevo pensato, ma è solo un'indicazione, chiaramente il Presidente può scegliere qualunque arco temporale che vuole, dai 2 ai 5 anni. 5 anni perché lui ha sempre ragionato per lustri, almeno i primi 3 lustri li aveva illustrati, poi si è persa questa buona abitudine. Meno di un anno non è plausibile, dal punto di vista aziendale devi avere un minimo di 2 anni per poter valutare una programmazione. E dato che non mi piace essere generico, ti sto inviando, Valerio non sa nulla, un file, perché mi piacerebbe poi essere un pochino più specifico. Sono pronto, quasi pronto, perché è tutto in diretta. Eccolo qua. Ah, pure con il colore. Non si vuole aprire, aspetta, facciamo così.
Vabbè, tanto così c'è la suspense per gli amici Bellini. Amici Bellini che nel frattempo dovrebbero lasciare il like, eh? Poi non so se sono... Non vi preoccupate, non invito a nessuna forma di dissenso. Vi do un'anticipazione. Si è aperto? No, adesso sì, ecco qua. Okay. Allora, io lo invito il 1° giugno, lascerò in pace la festa della Repubblica, il campionato è finito, gli devo dare un minimo, poi metterlo in grande, Valerio, puoi anche togliere la mia. Mi piacerebbe che ci illustrasse quali saranno gli obiettivi nel campo della comunicazione, del fatturato strutturale, quello che insomma è più nel controllo della società rispetto a quello sportivo, sulle infrastrutture, lotta al razzismo e codice etico societario, marketing e merchandising, obiettivi sportivi, struttura societaria intesa come dirigenza, tecnica e struttura sportiva, prima, seconda squadra, eventuali altre squadre, rapporti istituzionali e rapporti con la tifoseria italiana e estera. Prima di far venire un coccolore amico Valerio, chiaramente non voglio tenere in ostaggio nessuno né abusare della cortesia di Valerio, avevo pensato di illustrare, insomma, con qualche esempio, un obiettivo alla volta, per non rendere questo pastone una sorta di quegli editoriali di 25 minuti. Li ho messi in ordine alfabetico, Presidente, non c'è nessun trucco, nessun inganno. Quando c'è un dubbio, seguiamo l'ordine alfabetico. E partirei dalla comunicazione, per dare un po' di sostanza a questo mio invito. Fin dall'oracolo di De, la comunicazione per l'uomo è fondamentale, è una risorsa economica per le aziende in campo militare o in campo, pensiamo, spionistico. Anche le cattive informazioni sono una risorsa in campo strategico, ma insomma, a parte quella che può essere proprio l'informazione di arrivare i primi, no? a un calciatore, a noi interessa per esempio l'informazione rivolta all'esterno. Il presidente, e non il solo, spesso dice che è un grande spettacolo, noi non capiamo nulla perché ormai ci sono criteri aziendali. Lo pregherei insomma di non trattarmi come insomma un po' del mucchio. Io do per assodato assolutamente che insomma lei è capace benissimo di sapere non solo amministrare, illustrare come viene amministrata un'azienda. Le pregherei di altrettanto rispetto da parte mia, anche se non amministra un'azienda. Perché facevo questa precisazione? Perché il campo sportivo è molto diverso dal campo dello spettacolo. Il Presidente spesso fa riferimento al cinema. In questo canale ho mostrato quelle che sono a volte le situazioni emozionali che entrano in campo cinematografico e in campo sportivo. Basti pensare che nel campo sportivo non vengono fatte le repliche delle partite. Se noi domani facessimo la replica del derby dell'anno scorso, quanti ascolti farebbe? Non viene programmata. Il calcio e il cinema funzionano su un diverso livello di ripetitività. Io sono della generazione di E.T., è stato il primo film che ho visto più volte, c'è stata la generazione di Titanic, ma Valerio, devi sapere che tutti insieme appassionatamente, che è The Sound of Music, è un altro film che fu visto più volte dai spettatori. C'è addirittura uno spettatore che lo vide più di 300 volte e mandò, stiamo parlando della metà degli anni 60, la sceneggiatura trascritta nel ricordo della sua mente, parola per parola, alla Fox. Quindi in campo cinematografico può funzionare il fatto che tu voglia rivedere un film. In campo sportivo no, ma in campo sportivo subentra un altro tipo di meccanismo. I tifosi, gli sportivi non ne hanno mai abbastanza. Basti pensare, Presidente, che quante trasmissioni radio, televisive ci sono giornalmente riguardo a tutte le squadre. C'è sempre spazio per un'altra. C'è sempre spazio per trasmissioni di cinema settimanali, non giornaliere, ci sono. Questo significa che i tifosi non ne hanno mai abbastanza. Allora, che cosa intendo per obiettivi? Mi fece riflettere una volta, qualche anno fa, quando Florentino Perez, che è come noto il presidente del Real Madrid, non propriamente una squadretta, nelle sue assemblee, chiudo una parentesi Valerio, questo invito è un invito assolutamente amichevole, senza trucco e senza inganno, e il presidente non ha nessun dovere giuridico di accettarlo, perché il Napoli non è una società quotata in borsa, non deve fare l'assemblea degli azionisti. Non so se tu lo sai, la Juve è una società quotata in borsa. Me l'hanno detto. Ah, ok. E volarmente non è neanche un vincolo morale, può cadere nel nulla come il precedente. Chiudiamo questa parentesi. È un invito di cortesia, anche per preservare il suo operato. È molto più facile valutare il suo operato quando tu hai indicato gli obiettivi, le strategie per raggiungerli e in corso d'opera stai valutando la bontà, perché non navighi nel buio.
chiusa questa parentesi. Fiorentino Perez indicò con orgoglio il numero dei following su Instagram, su YouTube e anche gli obiettivi da raggiungere. E il Napoli, ad esempio, ha meno iscritti sul canale YouTube della Roma, e sono due società, fatta salva ovviamente la passione di entrambe le tifoserie, però sportivamente hanno vinto più o meno gli stessi titoli, no? 3 scudetti, Napoli 3 la Roma, una Coppa Europea in Napoli, una la Roma, qualche Coppa Italia in più la Roma. Detto, non sto paragonando alle 3 strisciate. Ecco, per esempio, potrebbe essere un obiettivo dire: noi l'anno prossimo vogliamo arrivare a 400.000 iscritti. Come ci vogliamo arrivare? Ho creato una piccola troupe, task force di ragazzi che sono più pop rispetto al fattore, quello più tradizionale, rappresentato da ottimi professionisti come Lombardo, eccetera. Questo funziona per Instagram, per tutto. E considerate che Fiorentino Perez non è un 13enne TikTok, cioè è il presidente anche abbastanza grande del Real Madrid, che non è una società progressista. Il Real Madrid è una società abbastanza conservatrice, no? Eppure è diventato importante e strategico avere anche potere sui social, delle idee. No? Delle idee. I giocatori sono 25, in realtà poi a fine stagione sono un po' di più, perché qualcuno parte, qualcuno viene preso al mercato di gennaio. Lei detiene i diritti di immagine dei calciatori, si potrebbero creare dei contenuti, un ritratto a testa, lo chiamiamo proprio ritratto, e così nel corso della stagione tra calciatori, staff tecnico, anche staff medico, potremmo coprire le 38 giornate. Si tratterebbe di dedicare semplicemente 20 minuti con un telefonino ai suoi tesserati, ma farebbe molto felice i tifosi e non impiegherebbe risorse economiche, finanziarie. Non è che Presidente cacci soldi, dobbiamo comprare Messi, no, potrebbe aiutare. Come nel corso della stagione europea, io auspico che Napoli riesca ad andare in Europa e che vada sempre meglio, faccia dei percorsi più lunghi che non uscire al primo turno. Si potrebbe, non so, pensare a ritratti di autore. Napoli ha tradizionalmente nella sua passione tantissimi artisti, no? Nel campo delle arti, delle professioni, non li cito in questo caso perché sono tantissimi e me ne dimenticherei qualcuno, sarebbe carino, no? Soprattutto quando il Napoli va a giocare in trasferta, d'altronde dal Napoli al mondo, sarebbe un bel modo di rafforzare il marchio Società Sportiva Napoli e rafforzare l'idea del Napoli all'interno della città Napoli. Ne ho tantissime di idee, però poi mi prenderei un rimprovero da parte di Valerio. Conferenze stampa. Per esempio sarebbe molto carino che il presidente indicasse a inizio stagione, o per esempio il 1 giugno, qual è il numero delle conferenze stampa con un minimo intervallo che Napoli intende fare, no? Diciamo queste che sono concettualmente fare, considerando anche, diciamo, che non vogliamo stressare oltremodo il mister di turno, però diciamo noi intendiamo fare dalle 45, dalle 42 ai 45 conferenze stampa. E a fine anno poi dire: noi siamo riusciti a fare 43, siamo molto soddisfatti. Se ci sono problemi, io in mezzo pomeriggio preparo tutti i file Excel possibili e immaginabili, insomma, li do gratuitamente. D'altronde a fine campionato noi sappiamo quali sono le società che parteciperanno al prossimo campionato di Serie A, quindi sappiamo gli stadi, sappiamo le dimensioni delle sale delle conferenze stampa, sappiamo a secondo delle normative quant'è la capienza, quindi si può fare anche un ragionamento, diciamo, al 55% del 60% della capienza noi intendiamo per esempio ospitare 100 giornalisti, faccio 100 per un numero semplice, e a fine stagione dire: noi ne abbiamo in realtà, siamo entrati in contatto con 102 giornalisti, fare anche un discorso molto interessante, almeno dal mio punto di vista, come per dire: di questi 102 giornalisti, non so, 47 erano donne, il resto erano uomini. Abbiamo anche ospitato per la prima volta, non so, dei nuovi giornalisti come i vecchi maestri, i grandi maestri. Quest'anno c'è stato il ritorno di Mimmo Caratelli, che insomma il decano e il maestro che ci illumina tutti. Anche per la prima volta siamo entrati in contatto, non so, con la stampa, è capitato dall'anno scorso, no? Della Georgia. Cioè, si può fare una valutazione un pochino più interessante che pensare al testicolo sinistro di Zelisti che si vede, eccetera. E potrei continuare, no? Però detto, vorrei che venisse affrontato punto per punto, e oggi mi fermo solo a comunicazione, questo tipo di discorso. Quali sono gli obiettivi? E sono i suoi, Presidente, aziendali? Quali sono le strategie per raggiungere e quali sono le forze messe in campo, economiche, finanziarie, umane? Discorsi plausibili,
non chiediamo la luna. Il Presidente ha tutto il diritto di ignorare questo mio invito, appello. Io ho una sola richiesta da fare al Presidente De Laurentiis, una sola. Lui ha totale libertà su tutto, io però gli chiedo una sola cortesia. Se dovessi accettare questo invito, Presidente, le chiedo cortesemente di non fare nessun riferimento al passato. Angelina Jolie, il film da 100 milioni di dollari, gli sputi a Martina, ho comprato una casa, li conosco a memoria da 19 anni. Sinceramente preferisco concentrarmi su un radioso futuro piuttosto che deprimermi su un triste passato, un passato comunque polveroso. Ho finito. Grazie Guido, e poi andremo nelle prossime live, visto che abbiamo altre finali, sugli altri punti che, sì, mi sembrano importanti e di grande interesse. I vocali adesso li recuperiamo, caro Francesco. C'è un amico che diceva: non me la vedo proprio fare questa cosa con una trasferta ostile come Bergamo-Verona. Questi sono dettagli che poi vanno risolti anche con l'altro punto, che poi trasferta ostile, ma c'è il quarto punto che dovrebbe anche affrontare. Ma se lo vogliamo migliorare questo sport e questa esperienza, lo possiamo migliorare, secondo me, migliorandola, non piangendoci no, aggiungendo non voglio fare riferimenti a colleghi più esperti e grandi di me, però è un mio punto di vista, chiaramente assolutamente rispettabile. Ti racconto un aneddoto, Valerio, poi arrivo alle domande. Io ho sempre letto tanti libri e dato che ho avuto un'educazione severissima, erano totalmente banditi i fumetti in casa mia. Quindi ho potuto approcciarmi ai fumetti molto adulto. Quando avevo poco più di 20 anni, non è una forma di pubblicità occulta, quindi se qualcuno pensasse una cosa del genere, è riuscito a comprare dei fumetti, in una fumetteria a Montesanto, in via Tassia. Non so se esiste ancora. E un giorno mi trovai con Radini, che era un grande appassionato di fumetti. E mi trovai anche Zola, Crippa, che non hanno seguito questa sua passione. Perché ti dico questo? Perché noi abbiamo sempre battuto un punto sul tuo canale, che sono esseri umani. Allora è chiaro che se io ti dico Pocio, tutti vorrebbero, non solo quando era tesserato del Napoli, ancora adesso un'intervista del Pocio, perché il Pocio è un personaggio che scalda i cuori. Però attenzione, ogni calciatore potrebbe avere una caratteristica passione, non so, per la chitarra, per il cinema, per il teatro, e sarebbero storie interessanti, storie umane. Pagnaro suonava la chitarra. Bravo. Quindi, casomai, da calciatori meno popolari, comunque uscirebbero delle storie che scalderebbero il cuore, potrebbero interessi, no? Quindi io non sottovaluterei il fatto che su 25 giocatori, comunque, calcisticamente, chiaramente c'è quello più dotato e quello più legato al pubblico, ma umanamente tutte le storie sono interessanti, soprattutto se le sai raccontare bene e fai uscire il lato umano delle persone. Chiusa. Poi su certi binomi diventa ancora più pop. Ti citavo i fumetti, non perché ci sia una dietologia, perché una cosa è casomai un calciatore appassionato di opera lirica, e lo stesso potresti coinvolgere il maestro Nuti, cioè una cosa è che i fumetti che sono molto più popolari e spendibili. Fumetteria, sì, ci dicevano che pure Garcia suonava la chitarra, però fumetteria che a Montesanto non esiste più. Fino a 20 anni fa era ancora aperta quella mitica fumetteria, gli amici bellini. No, grazie di questa precisazione, perché così non posso essere accusato che ci sono chissà pubblicità occulte. Lo dico, l'esempio che ti ho fatto la ricordo pure io quella là, perché io quando faccio degli esempi sulla mia vita, sugli altri, voglio che stiano storicamente accettabili. È facilmente accettabile che questa cosa sia assistita, e credo che ci fu un'intervista, forse era il Napoletano Nuovo, una rivista che credo che sia rifallita, che intervistò Corradini, che c'era la maglia l'uomo ragno perché Batman. Quindi se tu per esempio dovessi ospitare Corradini, che fece il 3-2 con la Fiorentina, cioè, potresti chiederle, ha detto: ma tu eri appassionato, spendeva un sacco di soldi perché comprava tutto a triplo. Alexi Lalas, mitico Alexi Lalas. Vediamo Andiamo alle domande, poi leggiamo qualche vocale. Nel frattempo poi ricomincerà la partita anche della Fiorentina. Buonasera, ti dice Valentina: come siamo messi a percentuali realizzative tiri subiti, giusto per capire quanti capelli mi rimangono in testa per l'anno prossimo? 28%
siamo a 582 tiri, 189 nello specchio, solo 189 complessivi, 52 gol, scusate, ed è una percentuale bassissima. In compenso ne abbiamo 36% in percentuale in passivo. Considera, scusa, che l'anno scorso noi abbiamo tirato 615 tiri, quindi stiamo tirando un po' di più dell'anno scorso, nonostante giochiamo a Maluccio. 16,18 era l'anno scorso e quest'anno siamo a 17,11. Ti voglio mandare, visto che l'amica Valentina c'ha, perché è una cosa che mi preoccupa molto, c'ha tenuto a chiedere di questa cosa qui. Molti stanno intervenendo sui fumetti, ha fatto molta presa. Ma io faccio esempi plausibili al presidente, non gli dico voglio uno stadio a 120.000 posti su Marte. Allora, nel frattempo che tu recuperi, Vale, io volevo fare una domanda in realtà a Guido, magari quando entri in live. Domande inerenti ai video che mostro, i video di scene di film che mostro l'anno scorso, ad esempio nel periodo in cui stavo praticamente vincendo lo scudetto, come ad esempio il video come si sta bene con tutti quei soldi, o il video dove si va a rappresentare l'andare sopra a tutto e tutti, e chiedo a Guido se magari entro la fine del campionato, magari proprio nella live, che può essere quella di Napoli-Lecce, l'ultima giornata, ci può mostrare un video inerente o quel che non è andato bene questa stagione secondo lui, o magari un video di una scena iconica del cinema che magari vada a rappresentare quel che bisogna fare per la prossima stagione. Che bella richiesta. Quelle mi vennero spontanee una sera, non è... sono più belle perché poi sono delle associazioni plausibili, vere, molto più che metafore, che poi hanno anche, insomma, ispirato il nostro cammino. Vale, intanto leggiamo questo messaggio, prego. Questo è un messaggio giusto. Buonasera Carizzi, è tanto che non riesco a partecipare a una live per cui non dico niente, voglio solo abbracciare, e noi apprezziamo, registriamo e ricambiamo rendimento, campionato, gol in tutte le competizioni. Vai prima in campionato. Io spero che il presidente, tra l'altro un invito che a questo punto è rivolto a tutti, perché lui si collega e tutti potranno usufruire, non essendo una live tra lui e noi, di questa pianificazione aziendale. Sono molto preoccupato perché se anche noi dovessimo vincere le ultime 4 partite, e quest'anno siamo riusciti a vincerne 3, non riusciamo con Calzone a vincerne 2, sarebbe la peggiore prestazione dai tempi di Mazzarri, 16 vittorie, 13 pareggi, 9 sconfitte. Abbiamo avuto 2 battute di arresto sotto le 20, no? Con Benitez e Ancelotti Gattuso, ci è voluto un pochino, no? Poi abbiamo fatto un bel balzo in avanti, abbiamo visto, no? 25, 24, però intanto non siamo mai scesi, tranne il secondo anno di Serie A, ma insomma era il secondo anno di Serie A sotto il settimo posto. Poi per il settimo posto, ricordiamo, stagione sfortunata, ci sono 2 quinti posti che per un gol siamo stati quinti nelle classifiche corte. Ma la cosa interessante, vediamo il secondo cartello, che mi preoccupa ancora di più di questo, ed è legato alle domande che mi farete sicuramente su Conte, perché questa è la peggiore prestazione difensiva da quando il Napoli è tornato in Serie A della stagione. A voi non interessa la stagione. Mi ricordo il rimprovero l'anno scorso di qualcuno che diceva tu stai difendendo Inzaghi. Però non si può ragionare in maniera così miope, e la ragione che ci ha portato molte sconfitte, perché tu non accendi e spegni così il campionato e la testa di uno sportivo. Poi a un certo punto chiaramente non è fare delle scelte, è anche l'avversario che ti porta a essere... Mamma mia, Guido, questi numeri sono pazzeschi, cioè uno non li avverte durante la stagione perché ci sono le varie partite, ma anche le stagioni che non ci sono piaciute, dove abbiamo urlato, perché riprendo un attimo la faccia. Sì. Molto spesso abbiamo urlato indegni, vergogna, ma erano prestazioni in cui
si facevano 42 gol di differenza reti in più, 20 gol, quell'annata pazzesca di Gattuso e Ancelotti. È molto preoccupante la stagione. Si segnava tanto, qua siamo quasi 0-0, cioè vedere la differenza 67,6 è quasi più clamorosa di quella dei primi anni. A parte i primi anni, però non puoi paragonare quando sei appena tornato in Serie A da anni di B, no? Parliamo certo. Quando erano 20 di differenza erano scontenti. Stiamo segnando pochissimo e incassiamo tanti, anzi siamo in percentuale e non in valore assoluto. Il valore come gol, infatti l'ho messo in giallo, è quella stagione maledetta di Benitez, ma 1,35 è proprio, non pensate che si passi da 1,35 a 0,90 uno schioccare di dita, e soprattutto funzionano tutte e due le cose, nel senso che se vedi la stagione maledetta di Benitez, però 104 e 106 e 115 poi del maestro Sarri, intanto Sarri potette concentrarsi sulla fase difensiva e con quei giocatori la fase offensiva è anche migliorata. Qua c'è da concentrarsi su tutte e due le cose, no? L'anno scorso a un certo punto l'Inter prendeva gol, poi Inzaghi ha messo a posto piano piano la fase difensiva. Noi abbiamo da mettere a posto tutte e due, e questo considerate che è molto molto difficile, perché la coperta da una parte va e soprattutto sono i numeri peggiori. Spero che non prendiamo più gol, però con Calzona abbiamo sempre preso gol da quando lui siede sulla panchina del Napoli. Possiamo, per queste poche partite che mancano, portarla a 1,28, 1,24, proprio per non essere la peggiore stagione. Però io non sono molto propenso a credere il fatto che prendi Conte o chi per lui il salvatore della patria, di nuovo non solo al comando. Ed è la ragione importante per cui il Presidente spero prenda in considerazione il mio invito, perché la cosa è più organica e strutturale e si costruisce tassello su tassello. Le persone, i tifosi, spinti anche dai colleghi, si stanno affidando all'idea che Conte è l'allenatore giusto, il carattere, poi potremmo rimanere scottati. Io se devo fare il tifoso, auspico che qualunque allenatore venga sulla panchina del Napoli faccia i miracoli, ma faccio il tifoso e vengo a fare qui il buffone. Se devo fare la persona seria, vi dico no, io sono preoccupato, voglio strategie aziendali su tutti i settori, voglio che ci sia una crescita anche graduale, il settore della dirigenza, il settore della comunicazione, il settore tutto importante, il settore chiaramente poi di campo, ma fidarmi a un uomo solo a comando è una scelta. Ecco, se io dovessi affidarmi nella vita a questa cosa qui, no, non mi affiderei nella vita, preferisco una costruzione un po' più saggia e anche logica, anche nel calcio, che sta diventando molto facile da analizzare poi in realtà, perché adesso ci sono dati su dati quasi in tempo reale, no? E poi vogliamo dire il filo dell'erba, sì, il filo dell'erba. È difficile adesso dire se vincerà l'Arsenal o Manchester City, però quello è il campionato, no? Cambia tutto per la tifoseria del Manchester e dell'Arsenal, però per noi dire che quello era il campionato di vertici, quelle tre, era facile. Chiaro. Fabio ci tiene aggiornati, questa cosa che sta girando, insomma, di cui si sta parlando, notizia fresca, rissa sfiorata tra Di Lorenzo e JJ dopo la partita di stasera. E questo, se predichi, come dici, vento... bravo, no, spiegamelo bene. Se predichi... la fase è un evento, ti puoi aspettare solo la tempesta. Perché poi... io non ho più niente, io mi sono scocciato di misurare le parole, Guido, non mi interessa nulla. No, ma Valerio... No, ascoltami. Quando tu dici il fratello scemo di Lorenzo, e mi riferisco a Umberto Chiaro, non mi interessa. Nome, cognome e parole precise. Il fratello scemo di Lorenzo. Di Lorenzo, il palo della luce, il Bakayoko, eccetera, eccetera. Di Lorenzo è uomo di Giuffredi, che tu non puoi entrare in conflitto perché ti deve passare le notizie e le cose. Venitemi a prendere in America, non mi interessa. Dopodiché JJ, che fa l'errore oggi,
deve uscire questa cosa e tu riabiliti Di Lorenzo, perché non puoi, arriva la cosa, non puoi assolutamente permetterti di dire certe cose del mio assistito, e bisogna trovare il nuovo spauracchio che deve essere il nuovo accusato, che tolto quello risolviamo tutto. Signori, vendiamo Juan Jesus, abbiamo risolto tutto. Ci tengo a spiegarlo, abbiamo risolto tutto, possiamo confermare Calzona, possiamo confermare Nathan e abbiamo risolto tutto. Ed è successo già e non abbiamo risolto niente. Sì, scusa che... No, scusa che mi ero sovrapposto alla tua voce, ti chiedo scusa. Allora, premesso che io non sono padrone manco del bagno di servizio di casa mia, non sono maestro di vita di nulla, per quanto abbia un certo seguito nella vita, cioè le persone si fidano, però mi sento umile, diciamo. Dico sempre questa cosa qui, con umiltà, che è diventato un marchio di fabbrica. E quindi tutti hanno diritto di esprimere la propria opinione. Io però mi domando questo. Oggi entrano in campo e tu li fischi, a parte a pagare il proprio, non il mio ego, porta dei benefici, uno può essere credere, si può... Allora, io mi fermo stasera, perché sennò veramente mi prendo una cazziata da Valerio, perché Valerio lo sa, perché l'ho fatto 5-6 idee, ma potrei mettermi a fare un elenco di idee che mi sono venute. Ce n'è una bellissima che Valerio ancora non sa, mi venne quella sera, ha detto: Valerio, mi è venuta un'idea bellissima che mai fatta nel calcio, romantica, che veramente avvicinerebbe non solo De Laurentiis alla città, ma lo legherebbe per sempre alla città. Penso che mi è venuto per sé molto di più della Società Sportiva Calcio Napoli, ed è perfettamente realizzabile, ed è una cosa molto bella. Sarà che io ho un'educazione anche un po' anglosassone. Io sono importato nella vita a dire: ok, abbiamo un problema, perché è nato questo problema, dobbiamo risolvere il problema, come si risolve questo problema, quanto tempo serve a risolvere questo problema. Ma ci sono problemi che portano via del tempo, cosa serve come energia, risorse tecnologiche, piuttosto che dire Valerio non capisce un cacchio, cacciatelo, eccetera. Così possiamo dire tutto quello che vogliamo, sono scarsi, indegni, si è fatto veramente il peggio. Ok, e che benefici porti ai calciatori, al campo, all'immagine, al valore economico, al valore del marchio? Mettiamolo da quest'altro punto di vista puramente aziendale e cinico, no? Fate così. E qual è il vantaggio? Piuttosto di avere un presidente che a fine anno dice: io vi avevo per annunciato questi obiettivi, addirittura siamo andati leggermente meglio per queste ragioni, quindi questa cosa funziona e voglio potenziarla. Questa cosa è andata al di sotto delle per questa ragione. Perché stanno venendo meno, per esempio, giornalisti? Perché siamo diventati freddi, perché la squadra non va bene, quindi quando non va bene ce ne sono. In realtà non è vero, perché noi vediamo anche delle visualizzazioni nei vari canali, che quando Napoli perde ci fanno più visualizzazioni, quindi, però sto facendo dell'ipotesi. Certo. No? Allora, questo dal mio punto di vista è più interessante, piuttosto che io non ci metto niente a dire indegno, andate a lavorare. E che serve? A cosa serve? A niente, dal mio punto di vista, sempre non che è la verità assoluta, però dal mio punto di vista non serve a un cacchio. Precisiamo Guido, Fabio si è confuso, la cosa della rissa è in settimana dopo che hanno scavalcato il capitano per non andare in ritiro, non è dopo la partita di stasera. Ovviamente sì, per quanto riguarda la cronaca di un racconto, perché poi non è cronaca se non l'hai visto e se non l'hai riportato, eccetera, eccetera. È sempre un racconto. Quello che noi sappiamo è che succede stasera, succede la settimana scorsa. Ho capito a cosa si riferisce, perché lo stesso Calzona dice: l'ha scelto la società, io sono stato d'accordo, Di Lorenzo ha detto sono stato d'accordo, evidentemente altri giocatori non erano d'accordo. La risultante è che non c'è una coesione all'interno di intenti, all'interno dei compagni, anche dello spogliatoio, non solo tra staff tecnico e società, ma anche all'interno dei giocatori. Allora, io sono tifosissimo dagli anni '80 dei Lakers, che erano i Lakers che prima perdevano perché vincevano, e poi dello Showtime. Si interrompe la loro legacy, tra l'altro di playoff tutti vinti a cappotto, con uno 0-4 con Detroit, che erano i cattivi ragazzi. Poi nasce la dinastia dei Chicago Bulls. Uno dei giocatori simbolo di Chicago Bulls, non parliamo di Jordan, perché Jordan stiamo parlando di divinità, o Scottie Pippen appena sotto la divinità, è stato Dennis Rodman. L'NBA è particolarmente sfiziosa come lega. Pensate che
Oggi è abbastanza frequente vedere persone con i tatuaggi, i capelli di colorazioni diverse, ma negli anni 90 era molto più raro, infatti lo consideravano un pazzo scemo. Ci fu addirittura chi si divertì a fare le statistiche delle percentuali di tiro di rimbalzo di Rodman con un certo tipo di colorazione di capelli, quanto è successo nell'NBA. Perché vicino a questo? Che Rodman era totalmente, e lo è sempre stato, un giocatore, una personalità totalmente ingestibile da tutti i punti di vista. È sbagliato pensare che una squadra devono essere tutti amici. Se voi conosciate personalmente poi veramente, insomma, determinati giocatori ad alti livelli e vi raccontano a microfoni spenti cose che non possono raccontare a microfoni, a volte dei giocatori si detestano, quindi anche questa è una narrazione, Valerio, chiaramente colpisce la pancia dei tifosi, soprattutto vengono tirate fuori quando le cose vanno male, esatto. è di una stupidità, una banalità incredibile. Poi è ovvio che quando le cose vanno male e certe spaccature dei spogliatoi si accentuano, le cose peggiorano ancora di più. Però l'idea che tutti gli spogliatoi, 25 quanto potevano essere in passato di meno, i giocatori vanno tutti in amore d'accordo, escono tutti insieme a cena, è una stupidaggine. Eppure Chicago vinsero 3 titoli. Rodman poi se lo portò Phil Jackson a Los Angeles, Kobe e Shaquille non andavano in amore d'accordo e vinsero 2 titoli. Poi Shaquille infatti andò via da Los Angeles, e invece è una narrazione che non è che non mi appartiene perché stasera sono, non so, unto dal buonismo vertoniano, no, è che storicamente viene. Poi ci sono delle situazioni fortemente conflittuali, no? Maradona fa fuori Passarella perché io o lui, e Maradona vince i mondiali, no? dell'86. Certo. Nel frattempo botta e risposta, Fiorentina che va 2-0, poi 2-1, 3-1 per la Fiorentina. Nico Gonzalez dopo Martinez quarta, il gol di Sottil con il gol di Torsvet. Allora, io spero solo che non veniamo superati dal maestro italiano come ma guarda che succede oggi, o con oggi veniamo superati, anche perché loro devono anche recuperare una partita. Esattamente. Quindi io, Guido, non lo so se io ho fatto un piccolo short, cioè un estratto dai video di questi giorni. Io sto cominciando a tifare un pochino di più per le strisciate, lo so che è una cosa incredibile da dire. Tifo negli scontri diretti più per Milan, Inter e Juventus per non vedere Fiorentina, Lazio, Roma, Atalanta e Bologna scavalcarci in classifica e quindi nelle prospettive future. No, il discorso serio, è vero. Capisci? Io accetto che non puoi competere sempre con quelle 3 lì per troppi motivi che conosciamo a memoria. Però se non resti attaccato al 4º posto non hai più la speranza che ti capita l'annata come l'anno scorso. No, Valerio, è un discorso anche questo, pragmatico. Qualche tifoso non lo accetterebbe. Premesso che io vorrei vincere tutti i trofei e non c'è la simpatia. Cioè, no? In questo momento in Italia il Napoli ha 11 trofei, la Fiorentina 9. Vincendo la Coppa Italia, no? Eventualmente, no, scusa, è stata eliminata dall'Atalanta e quindi ci è andata bene, no? Perché sennò poteva andare a 10. Però questo discorso, cioè Inter, Juve e Milan sono inarrivabili, no? Il 59 la Juve, 60-62 non si capisce, 31 il Milan, quello si capisce, l'Inter 37, 32, 35, cioè, poi Marotta pure lui è un po' confuso con le idee, no? Quindi non li raggiungerei mai. E invece la Roma è a 14, il Torino a 12, la Lazio a 14, la Fiorentina a 9. È una cosa importante. La Fiorentina ha una sola coppa internazionale, la Coppa delle Coppe, no? E andrebbe a 2 coppe internazionali. Se uno vuole ragionare in maniera, non voglio dire antisportiva, puramente utilitaristica, è un discorso ci può stare. Cioè il Milan di coppe internazionali ne ha 18, la Juve 10 e l'Inter 9. Noi 1, il Parma 4, la Roma 1, la Sampdoria 1 e l'Atalanta non ha trofei, quindi alla fine tu dici tra il danno minore e chi è ormai irraggiungibile, è un discorso pratico, però credo che non tutti
lo accetteranno, perché poi a volte subentra l'odio, no, verso un'altra squadra, ma qua non è il discorso di amare e odiare, è il discorso di difendere in maniera bravo, le nostre possibilità per il futuro, esattamente. Francesco, per quanto riguarda quell'idea secondo me ci rifacciamo a fine campionato. L'ho detto che è carina, ho detto che è carina, però non che non voglio prendere in considerazione, a me vengono, fortunatamente le idee vengono, quindi mi deve venire, deve essere non carina, deve essere logica e tra l'altro con una speranza, quindi se non sono stato chiaro mi scuso. Intanto idea carina e ringrazio il Signore, molto carina. Io non ci penserò, quindi la mia forma di rispetto verso questo signore, no, adesso lo spiego, che non ci devo pensare, io devo fare lavorare e poi arriva. Se adesso mi metto e penso, no, non funziona. Ragione. Stefano dice: buonasera, ciao Valerio, buonasera. Tu che spieghi le statistiche, ma è vero che il Napoli è la prima squadra in Serie A con più tiri? Te lo confermo assolutamente. Chiedo a Guido, che ha numeri sotto mano, la conferma magari nello specifico, ma 582 adesso. La l'Inter 515. La percentuale realizzativa che diceva il telecronista oggi era del 9%. 9,00. Proprio spiccicato. Quella assoluta. Quella relativa è 28. Allora, considera, in questo momento non c'è omogeneità, perché ci sono delle squadre che hanno meno partite, no? Una partita in meno. Però se le volete sapere, ve le cito proprio solo i 3 di numeri. 34-13,5 l'Atalanta, 31-10,2 la Fiorentina, cioè la Fiorentina più di noi, l'Inter 43-15,3, la Juve 34-9,96, la Lazio 35-10,64, il Milan 35-13,3 e la Roma 44, però non è aggiornata, adesso 14,67. Noi siamo un disastro, non siamo manco al 30%. Vedete che quella assoluta, chi sta bene in campionato, non a caso Milan 13, 15 eccetera. Infatti io apro e chiudo una parentesi brevissima, nell'inizio campionato avevo accreditato la Juve di 74-75 punti massimo nei piedi. Sono abbastanza stupito del giro di andata. Ho detto, ma probabilmente mi sbaglierò, ne farà 80, 82, 83, invece alla fine farà perché comunque Allegri, non lo sto apprezzando, mi tiro fuori dai colleghi che litigano uno e l'altro, comunque è tosto fargli gol, ha avuto quei 2 anni di sbandamento, quindi si può permettere una percentuale realizzativa bassina, assoluta, quasi vicino a quella del Napoli, perché comunque è una difesa tosta. Dico a Marco, mi diverto perché poi Marco, senza doverlo ripetere, ma ci siamo capiti. Terrorista la partita di venerdì, per la prima volta, e vedi che non è un caso, ho tolto la telecronaca straniera di Paramount perché non sopporto il commento tecnico di quello là che tiene un accento veramente, veramente per me insopportabile. Poi magari va benissimo per altri. Guido, che ne pensi del cambio di Calzona sul corner che poi ha portato al pareggio della Roma? Si dice sempre, no? Sui corner non devi cambiare mai. Sì, cioè, tendenzialmente non devi cambiare mai. C'è da dire, diciamo 2 cose sulla partita, così poi arrivo al corner. Che Napoli ha fatto un buon primo tempo, una regressione alta, poi sprecone, veramente impreciso nella realizzazione, ha concesso molto poco. La Roma gli ha tolto il fiato per tratti della partita, soprattutto la parte finale, dove comunque si è mangiato 2 gol clamorosi. Il secondo tempo è iniziato molto bene la Roma, che ha guadagnato tanto campo. Se vai a vedere poi le statistiche per quarti di gioco, il baricentro della Roma nel primo quarto d'ora del secondo tempo, tra l'altro il Napoli meno male non ha preso gol nel primo quarto d'ora della partita, dove ne sta prendendo troppi, chiuso parentesi. Si è alzata molto, Dybala ha cambiato leggermente posizione, ha cominciato a darci fastidio. Personalmente abbiamo preso un rigore che non c'è, qua lo vogliamo dire, il giocatore ha perso la palla, si sta già tuffando, non è che se tu lo sfiori stiamo dando la croce addosso con la scarpa a rigore, cioè ci deve essere un contatto che giustifica una caduta, un fallo, e non perché uno è napoletano, questo non è manco rigorino.
fanno ridere i giocatori di calcio. Andate a giocare a rugby e vedete la differenza, o anche a basket, che me ne fate a fare tutti quei tatuaggi poi crollate. Mi dà fastidio. Anche il gol ha fatto un giocatore che meritava un giallo clamoroso su un'azione, perché prende il pallone con la caviglia, inciampa, c'è un metro di spazio tra lui e Juan Jesus, che e Abraham si inciampa su se stesso, fa il tocco con se stesso e voleva la... vabbè, qui in Napoli anche Politano, diciamo, perché poi anche. Anzi, devo farmi una precisazione e chiedervi scusa, perché una cosa che volevo dire e poi la conversazione me l'ha fatta dimenticare: il fallaccio di Ostrica alla partita scorsa, che Valerio invece ha ricordato più volte nelle sue analisi, pure secondo me molto grave, è stato, non capisco perché graziato dal VAR, non si fanno certe cose. Per completezza lo volevo dire, quando l'ho visto ho detto questa cosa non mi piace, chiusa questa. Secondo tempo poi hai preso questa cosa, ci sarà una buona reazione, hai preso un gol su calcio da fermo, Bacconi, citiamoli quelli bravi, ha fatto vedere il gol che abbiamo preso con tutti Juan Jesus l'altra settimana, però ha fatto vedere tutto il cattivo posizionamento dei centrocampisti, di quanto spazio lasciavano. Tu devi vedere tutto lo sviluppo dell'azione. Di solito non si fanno quei cambi, a volte però li abbiamo visti fare, perché tu devi proprio velocizzare, ti è andata bene, la stagione è andata tutta così. Stiamo parlando anche di veramente millimetri che era in gioco. Non credo che questa eventuale vittoria, che avrebbe fatto bene ai tanti spettatori anche oggi, al morale, alla classifica, comunque avrebbe cambiato la stagione del Napoli. Io vi ho detto da tante settimane, spero di andare in Conference League, e per settimane abbiamo sentito che non bisognava andare. Un po' ha fatto opinione più Valerio che di chi ha chiesto di fischiare la squadra, e qualcuno sta cambiando idea. Però vi ho detto sarà veramente difficilissimo, e stiamo parlando della Conference League, perché non la cambi così. Le medie statistiche, ragazzi, gli stessi Tudor, De Rossi, che hanno avuto un impatto tremendo sulle loro squadre, quindi molto positivo rispetto a però non è che le hai raddoppiate le medie di gol, eppure per esempio De Rossi ha parecchio influito sulla Roma, più di Tudor, dove sta segnando di meno la Lazio, ma la Lazio anche con Maestro Sarri segnava poco, però sta prendendo meno gol. La stagione è così, si poteva ritardare, non fare, è andato così. Adesso si tratta di capire le strategie aziendali, e non è solo un uomo al comando. Si sta dicendo, e vedi, ha già preso, speriamo, il DS da marzo, vediamo. Vediamo. I complimenti e le belle parole per Napoli e napoletani nel pre e nel post gara di De Rossi. Io non le ho ascoltate, ma ho ascoltato De Rossi in campo, perché c'era il microfono del quarto uomo di chiunque fosse, il microfono penso delle TV, molto vicino a De Rossi, e ogni suo intervento, nonostante sia deciso e veramente concentrato sulla partita e non debole, però educato, io lo vedo veramente un allenatore che ha un futuro brillante davanti a sé. È entrato bene e sta continuando meglio, cioè mi piace proprio quando va, come comunica. Se vuoi fare una grande carriera, chiaramente il campo è la cosa più importante, no? Ma certo, non è l'unica cosa, quindi si vede che ormai il giovane uomo, non più il ragazzo, sa che il calcio è cambiato, non funziona più, mi spoglio la camicia, la giacca, serve molta sostanza. Anche il fatto delle conferenze, no? Torno brevemente, apro e chiudo in maniera velocissima. La società, chiaramente concordando con l'allenatore, ripeto, non lo deve nemmeno stressare, però siccome sono dei professionisti, sta anche la società prepararli, ai professionisti prepararsi, che è importante saper leggere le tensioni, lo sbotto nelle conferenze stampa. A volte, diciamo, ti possono saltare i nervi per domande o sciocche o provocatori, perché poi ci sono dei commentatori, ex giocatori, che sono di un'antipatia quasi disumana, mi rendo conto, però fa parte anche quello diciamo del tuo lavoro, no?
Non è un caso, no? Tutto che ha avuto un impatto fortissimo, che Mourinho sta in difficoltà ad andare adesso sulle panchine top, perché sta molto cambiando. Cioè il calcio in questo momento è un ibrido che non è né l'NBA, che non lo sarà mai, e nel vecchio calcio, però è un bivio. E secondo me ci sarà sempre meno spazio per episodi pittoreschi. Questa è un'idea, non è manco una previsione. E ovviamente De Rossi, che è stato un giocatore anche discolo, eccetera, l'avrà capito e detto, a prescindere da Roma, dove è anche coccolato, poi sta facendo molto bene, però è plausibile, visto la giovanissima età, che potrà fare una carriera anche in altre parti, no? E quindi è giusto prepararsi con un profilo più adatto ai tempi. Sì. I dati di Guido su gol presi confermano la mia sensazione: basta comprare mezze ali e trequartisti, ci vogliono Gosens, Coppa Miners e Buongiorno o similari. Cioè questi sono i nomi che fa Vincenzo, ma individua le caratteristiche più che questi nomi che sono i soliti che abbiamo sentito. La cosa importante è che, a prescindere dai punti, che chiaramente fa veramente male, non li vogliamo manco citare, ma citiamoli, se mai dice sono meno 33 rispetto alla scorsa stagione. Considera che la Juve ha meno 1 e la Lazio meno 9, la Roma più 1. È chiaro, il dato che fa impressione, l'Atalanta meno 1, ma sta ancora giocando, c'è una partita in meno, quindi andrà a più. È il meno 17 dell'Udinese e il più 26 dell'Inter, che è un dato, perché l'anno scorso l'Inter ha fatto molto male e noi ci stiamo arrivando a quelle 12 sconfitte, però è stato un unicum, perché nelle passate stagioni l'Inter ha fatto 41 punti, 50 punti, 46 punti, 38 punti, l'anno scorso ha fatto quei 37-35 che sono scadenti, poi 48 e 41. Tra l'altro fare 40 punti, superare i 40 punti a parte a vincere lo scudetto in 2 gironi di seguito è buono, e non superarli noi adesso in 2 gironi è un brutto segno. Considerate che la Juve è della stagione 2019, l'andata 20, che non superava i 40 punti. Quindi adesso anche la Juve ha difficoltà a superare i 40 punti. Quindi l'anno scorso ha fatto baluccio, però negli ultimi anni, considerate che dal ritorno del 2019 a oggi l'Inter ha fatto 448 punti e il Napoli 393, è quarta, seconda il Milan 408 e terza Juventus 405, che sta influendo questa stagione, però per dire, sono tante stagioni che l'Inter ha ai vertici. Questo nome, no, si legherà a stretta mandata, mai tanti gol per Martinez 4, quello di oggi è il quinto campionato, ottavo in stagione, e arriva Italiano, anche senza Italiano si farà il nome di Martinez 4 per la difesa, perché è il nome esotico che fa piacere, ma quello che è più vicino al Napoli è Ranieri, per ovvi motivi. 5-1. Sì, no, stanno andando, vabbè. Sassuolo le ha presi anche da noi. Quest'anno, Guido, c'era una riflessione che tu avevi fatto, che non so se è il momento di rispolverarla. Appena venuta meno la stampella della Juve, il Sassuolo è crollato, no, possiamo dirlo, era una mia analisi, mi prendo la paternità, no, nulla di grave, non sto offendendo nessuno, ma è crollato di brutto. La può salvare solo Marotta e l'Inter. Sarebbe simpatico che l'Inter perde 2 partite, le uniche 2 con il Sassuolo. A quel punto il legame non è solo con la Juve, ma anche con il sistema Marotta. Il Sassuolo ormai mollato, è in B. Fosse la volta buona che prendiamo Berardi, dice Fabio, ma Fabio, Berardi è molto infortunato, lo prendi infortunato, cioè punti su un giocatore, no, hai preso un Gong, c'hai Politano rinnovato, non si può fare. Io sono fissato che noi dobbiamo intervenire pesantemente, bene sul centrocampo, che nessuno sta valutando, tutti pensano all'attaccante a sostituire chi, non che non dovremmo sostituire, ma chi, però è un reparto che nessuno considera. Intanto tu ne perdi tutti, perché perso Elmas, Zelinski. Si è capito che stanno facendo la guerra a Anghissà, a questo punto lo dobbiamo regalare alla Juve. Io spero che non vada, perché io
confido che si riprende. Tra l'altro oggi non ha fatto una brutta partita, a parte quando ha tirato in tribuna quel tiro. Poi paragonarlo a Cialanoglu è una cosa che non ha senso. Uno è il regista basso, ha segnato 10 rigori, un'altra è una mezzala, Anghissà. È vero che segna poco e lo rimproverava Spalletti. Qualche golletto l'ha fatto con Spalletti, quindi lo so. Pure io ho detto servono un po' più di gol dai centrocampisti, però a centrocampo siamo proprio sforniti. Tornerà Gaetano, ma Gaetano è sempre un centrocampista d'attacco, non... Come tra l'altro Foloruscio, che ha la fisicità per adattarsi e stare anche un po' più dietro, però è stato utilizzato come autentico jolly nel Verona quest'anno, cioè sotto punta, con licenza di attaccare. E ritornano Gaetano, ritorna Foloruscio, li devi piazzare, devi ragionare sulle liste. Tendonker. No, perché qualcuno mi diceva che Lobot che è arrivato al momento che anche lui deve tirare il fiato, e sono 2 o 3 partite che stiamo notando un po' di appannamento anche da parte di Lobot, ma non può tirare il fiato. Una stagione difficile, non gli puoi dire nulla. Perché tra l'altro Lobotka lo terreste, per me se rimane un ottimo, ma servirebbe un mediano che fa anche gol da fuori, vedi Ciala. Sì, vabbè, Cialanoglu però nasce trequartista che poi si abbassa, con caratteristiche diverse, un po' quello che ha fatto Pirlo. Qui, visione di gioco, ti abbassi, decide anche di fare un gioco un pochino più di copertura, e poi... Lobotka ha superato i 4.000 minuti di stagione, 4.097 se vuoi sapere. Oggi ci è andato vicino Lobotka a gol, Sì. Svilare. Giusto per dire, 4.000 minuti e secondo solo a Di Lorenzo, ovviamente. Ci vuole Conte, Pioli non lo voglio, non dico che è scarso, ma non entusiasma la piazza. Guido, secondo te c'è un nome che non sia Conte che la piazza accetta? No, perché hanno fatto il lavaggio del cervello, questo mi preoccupa molto. Tu l'hai visto quello che è successo col Milan, no? Esce il nome di Lopeteghi e partono petizioni, cioè anche loro sono molto fissati, almeno per quanto riguarda i tifosi, con l'idea c'è Conte libero, se non prendi Conte è fallimento. Guarda, parto da questo presupposto. Non c'è nessuna preclusione umana, simpatia, antipatia, cosa verso Conte, che seppure dovessi avere, per dire, è un fatto personale, tengo per me, ma non entrerebbe nell'analisi. Un pochino sono bravo perché riesco a estraniarmi sul calcio dalla passionalità. Da tifoso di nuovo dico, ma io mi auguro che venga, spacchi il campionato, si mette in fuga e vinca 2, come ha fatto la Juve 3 scudetti seguono a Napoli, il contratto non triennale, manco l'opzione, sono contento. Io tra l'altro non ho nessuna difficoltà quando sbaglio a ammettere l'errore, perché è una forma di crescita dell'errore. Scusa, è stata colpa mia, cosa posso fare per rimediare? E quindi non devo fare manco tutti quei giri del mondo là. Premesso questo, dico che secondo me per tutta una serie di valutazioni umane, societarie, storiche, caratteriali, di gioco, eccetera, invece e anche economiche non solo del suo stipendio, ma i giocatori che chiede, che espreme, io sarei molto preoccupato della presenza di Conte, che ha avuto grandi problemi all'Inter dove aveva Marotta, l'Inter da sola perché era l'unica squadra quando ha vinto il campionato, eccetera, e lo stesso si lamentava. Cioè, pensate Conte che è abituato a un certo tipo di club che mandava a quel paese diretto, lui è stato poi, anche se dicono no, risoluzione consensuale, eccetera, è stato licenziato dal Tottenham perché andò in conferenza stampa, ne ha dette di ogni, e quella comunque è una squadra di Londra, non è proprio la squadra della provincia di una regione che non esiste. Cioè tu hai la società come Napoli che viene presa a schiaffi da chiunque, anche dalle zanzare, e quindi già una valutazione, la gente pensa Conte non è lo stesso Conte della Juve e dell'Inter, perché lì sei inserito in un contesto che sono la Juve e l'Inter. D'altra parte, l'esempio, se ti dimentichiamo l'esempio Ancelotti, che è abbastanza recente, non era poi il Napoli improvvisamente rispettato dagli arbitri, così tant'è vero che anche lui ha dovuto vale, non Juve e Inter, Juve e Inter di Marotta. E Marotta è il numero 1 come strategie, eccetera, come potere,
come diplomazia, cioè. Quindi innanzitutto dovete considerare che intanto viene in un contesto, parlo societario, nessuno della famiglia De Laurentiis, consiglio di amministrazione De Laurentiis è in Lega o in federazione, al contrario dell'Inter, dell'Atalanta, eccetera, e continuiamo a non essere neanche candidati. È abituato a un certo tipo di, non dico di protezione, di occhio diverso, di riguardo, perché quando tu comunque sei allenatore dell'Inter e della Juve hai un peso politico di influenza, di sudditanza diverso. Nel Napoli prendi schiaffi. Noi abbiamo cominciato a lanciare allarmi l'anno scorso già nel girone di andata, ma l'abbiamo stravinto, ma nel girone di ritorno poi ci sono delle situazioni. Accende la piazza, il Napoli continua a essere la squadra che fa meno falli, che ha un certo tipo di gioco. Conte è un gioco chiaramente molto fisico, aggressivo. La gente non ricorda che l'Inter ha giocato in maniera proprio speculare, no? Difesa e contropiede, con Lukaku che ha fatto la sua stagione, è migliore, era inarrivabile, era un carro armato, anche due addosso. Però hanno messo in testa le persone che lui è il salvatore della patria, con lui si cambia, gli allenamenti tremendi, si correrebbe. Bisogna vedere innanzitutto se viene, poi che i giocatori chiede o pretende. Io ho detto, chiederei più trasparenza alla società. Se uno dicesse io voglio fare un progetto triennale con queste caratteristiche di squadra societaria, di bilancio, eccetera, con queste tempistiche che io prima di 3 anni probabilmente non vinco, però mi attrezzo per provare a rivincere al terzo anno, se è un discorso onesto e di buonsenso. Così, se tu ci pensi, c'è il silenzio, si lascia credere, ovviamente tutti i colleghi spingono in una certa direzione, però poi la delusione può essere molto più cocente. Il problema è che non è la delusione, il problema è che poi ti trovi, cioè Conte è uno che ha fatto prendere Vidal, perché era il Vidal che conosceva della Juve, eccetera, che costava un sacco di soldi, un grande stipendio, e non ha reso come toglitelo. Poi Marotta ha dovuto fare i salti mortali perché nessuno ha detto niente di quel buchi enormi che l'Inter ha vinto un campionato e poi il premio scudetto è stato rinunciato al premio scudetto, no? Quindi insomma ci sono tante connotazioni che ovviamente i tifosi non guardano, non interessano, perché Conte è l'uomo giusto, era anche Mazzarri l'uomo giusto. Conosceva l'ambiente. Ma infatti se arriva Conte non conosce l'ambiente, tutti si chiedono ma se tu volevi cacciare Giuntoli prima sapendo che fosse leggi questo messaggio. Il problema principale di Conte è la progettualità. Lui arriva, spreme i giocatori fino al midollo e poi se ne va lasciando le macerie. Inzaghi ci ha messo 3 anni per riattaccare i pezzi ed è l'Inter. Beh, io questo termine lo uso soprattutto in collega le macerie. Diciamo che è improntato alla vittoria, quindi lui pensa a oggi io devo vincere, non penso al domani. Un po', ecco, qua mi viene in mente, no, il film Gattaca, la famosa sfida tra fratelli, che a un certo punto ho detto come hai fatto a raggiungere la vita? Perché non pensavo a dover conservare le energie per tornare indietro al nuoto. Le cose mi devono uscire naturali, amiche e bellini, amici bellini. Andate a rivedervi, quel film è straordinario, triste sull'eurogenetica, con uno straordinario Ethan Hawke. È un approccio filosofico, sportivo, non gli puoi dare torto, è il suo, chi siamo noi, no? Ci sono altri allenatori che vedono un orizzonte più ampio, casomai anche chi verrà dopo di me, no? Ho detto, sono approcci entrambi, diciamo, giusti. Non è che io posso preferire uno, ma per un mio gusto personale, no? Questo però va tenuto in considerazione anche in base alla rosa, a come cambierà la rosa della squadra, chi rimarrà, perché l'idea che devono cambiare tutti e 25 non è mai successo, a parte che consideriamo quanto tempo ci mette il Napoli a sostituire un giocatore, figurati a 25, no? Quindi penso che cambierà 5-6 giocatori e sarebbe già una rivoluzione nel Napoli. Guido, ti faccio l'ultima domanda perché mi sono reso conto che voglio andare in pizzeria. È una cosa che apprezzo. No, perché magari poi ci sta qualcuno e posso anche sentire delle notizie di mercato, avvengono tutte in pizzeria alla sanità. L'ultima domanda che ti faccio è un po' estesa perché poi dipende da come la affronti, ma è più difficile arrivare noni con il Napoli o andare in C con il Bari? No, nettamente noni con il Napoli.
Che A difficile. parte che è molto più stretta è la classifica del Bari, dove io umanamente, molto umilmente avevo detto, al contrario, ho detto: avete visto Iachini ha messo le cose apposta, ha vinto 2 partite, ho detto Iachini La cura Iachini. la cura per tante ragioni che potete facilmente immaginare, e abbiamo anche un po' citato nel corso della stagione. Chiaramente da tifosi del Napoli per noi è anche più doloroso, però la Serie B è un campionato sempre a 20 squadre, ma più compatto. Non è solo una questione di punti, la differenza tra tipo la 15ª e la 7ª tecnicamente non è questo abisso, È vero. no? Quindi, nel senso che è un capolavoro di orrore quello che è stato fatto. Certo. Io direi, intanto ti ringrazio Valerio per la disponibilità, per avermi fatto fare questo invito. Ribadisco al Presidente che è un invito del tutto onesto e disinteressato, non c'è trucco, non c'è malizia, tra l'altro io non lavorando nel mondo del calcio non posso essere, non sono intellettualmente onesto, mi dispiace, anche perché non lo ripeto ogni 5 frasi, però è una cosa che secondo me farebbe bene a lei, alla società, e tra l'altro la difenderebbe da alcuni attacchi un po' scomposti, no? Però insomma è solo un invito quello di rivolgersi a tutti noi, addetti ai lavori, tifosi, anche gli stessi calciatori. Dite, vedi, questi sono obiettivi della società, hanno le idee molto chiare su cosa bisogna fare, cosa va fatto e come va fatto, e i tempi comunque necessari. Non è inutile dire in un anno 1 milione di follower in più qui, non si riescono, no? Ma per fare un esempio banale, no? Serve del tempo. Io, come posso dire, non ci ho provato, non mi permetterei mai di dire a qualcuno vai a fischiare un altro, mi permetto invece di dire, sai, Stanley Kubrick disse, vi lascio con questo, credo vi avrebbero già raccontato, quando prese il premio alla carriera, non era presente, sapete che Kubrick non amava molto viaggiare, lo racconta anche Jack Nicholson questo aneddoto, perché credo che è contenuto in qualche extra di DVD. Il David Ward Griffith, che è stato un grande regista, no? E lui ha detto, abbiamo sempre visto la parabola di Icaro come una parabola sulla presunzione dell'uomo, no? Che si è avvicinato troppo al sole e si sono bruciate le ali, e invece no, abbiamo sbagliato, non era quella la morale della favola, della parabola di Icaro. Ecco, Presidente, rilancio questa diversa lettura, non solo della parabola, citando insomma Tizi, un grande maestro del cinema. Ecco, costruiamo un Napoli migliore. Kubrick disse, non abbiamo sbagliato perché ci siamo avvicinati al sole, dovevamo costruire ali migliori. Il mio auspicio è di costruire un Napoli migliore. Che meraviglia. Guido Gentile, che trovate su Guido Gentile piano sequenza. Domani speciale fotografia e cinema con Manhunter. Vedi, e mi permetto di dire, Guido, se ti fanno delle domande sotto i tuoi video, anche se vanno leggermente fuori tema, non è male. Sono belle le domande io rispondo. Guido risponde sempre, anche perché il canale sta crescendo, ma non siamo ai livelli dei cinepanettoni, diciamo, del grande successo popolare. Io pure nel mio piccolo mi sono dato un piccolo obiettivo questo. Quelli vanno raggiunti gli obiettivi piano piano, e quindi Guido Gentile piano sequenza per tutte le domande che io leggo e che state facendo a Guido, che però vanno troppo fuori rispetto al discorso che stiamo facendo nella live, nello specifico le potete recuperare sul suo canale. Grazie mille Guido. Un abbraccio a tutti, amiche belline, amici bellini. Valerio, ti ricordo con il tuo permesso gli antennisti, è importante, Valerio. Con la ricezione. Un abbraccione a Guido e ci salutiamo. Così però perché ci salutiamo, perché devo postare la reaction, probabilmente la posto adesso, che va in onda per gli abbonati subito e poi va in onda di mattina presto, così voi vi svegliate la mattina presto e vedete la reaction. Secondo me è imperdibile, e poi ci sarà l'analisi tattica con tutta calma, e c'erano degli ultimi commenti che avevo preso per così, questo rispondo alla fine della sigla.
E com'è nata? Litigavamo su Facebook fondamentalmente, poi ci siamo visti, perché quando leggi è una cosa e leggi quando si leggono i messaggi lo leggi con il tuo tono di voce nella tua mente, e molto spesso è il tono sbagliato.